Eccoci qua, e con questa notiziona siamo pronti a partire, ma prima vai di operazioni preliminari. Qualcuno ha già capito che è successo. Allora, è successo. Adesso vi saluto tutti. Tanto vedo già Giangrosso. Sarà felice Giangrosso di essere entrato. Ogni promessa è debito per il Cume. Un attimo solo, ragazzi. Operazioni preliminari completate. E possiamo andare, ragazzi, con la notizia delle notizie, Fioi. Siamo CT della nazionale, quindi lo zoccolo duro può anche andare in nazionale. Il problema è che solo i più meritevoli, non posso mandare tutti, chiaramente. Però i più meritevoli possono andare in nazionale. Se meritiamo tutti, andiamo tutti. Ma sarà comunque difficile tutti quanti. Allora, adesso devo spiegare un po' di cose. Ciao Rocco Barocco, ciao Amedeo, Terence, Maurizio, Darkstar, Romano, Giangrosso, nuovo acquisto, David Beckham, Giaco, ehm, Pep, Adriele, Alexandro. No, no, Mito, il portiere non lo cambio. Ciao Mito, ciao Mitone, cacciatore delle stelle, Fioi. Ale Cadabra, Marco Maritti, Tinkoff, Michele Francone, che sarà, penso, c'è quasi certamente già il prossimo acquisto della prossima stagione, anzi sicuramente ci sarà lui. E, e ok, e beh, Darkstar sicuramente il Cume è uno dei primi, cioè, capocannoniere della Serie A. Penso sarà un po' impossibile non convocarlo, almeno come panchinaro intanto. Volevo spiegare un po' di cose, ragazzi, intanto che aspettiamo. Allora, avete sotto un po' di cambiamenti, un po' di gente in trasferta e una cessione. Eh, Eccolo qua, Nasdaq, c'è anche Nasdaq. Allora, la squadra rimane la stessa, però abbiamo 5. Allora, tanto torna Gigi Palla, signori. È tornato Palla. E quindi adesso vediamo un po' cosa ci combina Gigione Palla. Ciao il Bomber. E abbiamo il primo prestito, è Peri. Peri è andato al Middlesbrough, quindi insomma si può divertire in Inghilterra il buon Peri. Speriamo possa tornare più forte di prima. Poi abbiamo Ale Isbeck, ha allenato la Dinamo Kiev che anche lui è in Europa League, ho appena guardato, quindi speriamo di non incontrarlo perché comunque insomma Ale Isbeck è un gran giocatore, purtroppo in questo momento è un po' in difficoltà. Vediamo anche la media 5-6 della stagione, però non si sa mai, Yoga Bonito può tornare. Ciao Daniel Andrew Mayweather, Sidoti, sei già stato creato Sidoti, guarda il titolo. Sidoti, guarda il titolo, sei già in squadra, vecchio mio. Giangrosso e Sidoti gli acquisti, quindi se vuoi guardare. Quindi, e poi c'è il buon Barocco, è andato al Kashimanda, è stato in Giappone a trombare le giapponesi. Barocco così fa un po' di stile, il buon Barocco. Punto molto a Barocco, spero che il prossimo anno possa tornare devastante. Sì, davvero Sidoti, c'è il titolo Sidoti, non fare il Sidotino. Poi c'è Darkstar, lui ha chiesto lui di andare in prestito, io non avrei mandato in prestito, però ha voluto andare in prestito per migliorare. È andato lo Schalke 04, una squadra, cioè una squadrone, insomma, è andato comunque in una squadra media della Germania e The Darkstar ha la grande chance di veramente spaccare i culi, speriamo bene, cacchio, speriamo bene. Bravo Darkstar, poi c'è Traina, che Traina rimane in prestito, questa volta però va alla Lokomotiv di Mosca, che mi sembra anche lei in Europa League. E fin qua ci siamo. Perfetto. Poi vediamo le cessioni. 3 giocatori in questo momento ceduti per far cassa sono Pirchio, che è ancora alla Chapecoense, Kino Belic, che è ancora al Bursaspor, sono rimasti 75-78 purtroppo, e Nicolo Pardo, che intanto l'abbiamo girato addirittura al Celtic di Glasgow, che speriamo possa fare bene e magari migliorare. Ecco, sta molto bene con la maglia del Celtic. Nicolo Pardo ha una bella chance di far bene nel Celtic. Bella, bella squadra. Ok, io sono. Ciao Matteo, noi siamo anche in nazionale adesso, abbiamo una nazionale italiana, quindi abbiamo una chance quasi epica. In questo momento ho già un'idea di primi convocati, non saranno tanti, però chi veramente ha fatto grandissime cose, soprattutto l'altro anno, più che nella Serie B, chiaramente. Ci sono novità anche nella formazione, in realtà la novità è solo una, che ho visto che purtroppo Alamos non sta crescendo da terzino sinistro, lui terzino destro naturale. Allora, visto che abbiamo anche l'Europa, ci sarà un po' di alternanza tra Nasdaq e il Cavaliere dell'Apocalisse, perché questo è il soprannome di Alamos, e Sidoti, incredibilmente, ha la grandissima chance di partire titolare come terzino sinistro. Giangrosso, un difensore centrale bravissimo anche in fase offensiva, che può dar fastidio anche a Gervasio e Picella per
che così insomma c'è più concorrenza anche per l'Europa League. Eh, tu, 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 tu. Bartolucci, ciao Bartolucci. Lo Schalke mi sembra di sì. Guarda, guarda come godono, sono felice. Ok, quindi vediamo se Dotti ti dà una chance importante perché chiaramente dovevamo fare acquisti forti. Infatti anche Giangrosso parte già dall'82 che siamo in Europa League. È chiaro che avrei un po' solo un attimo capire il soprannome, anche se ne ho già in mente uno per come ti ho creato, diciamo. Siamo un po' corti, questo è vero, però preferisco una squadra corta ma che giocano tutti piuttosto che una squadra lunga con tanti che marciscono in panchina per il momento. Sì, 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 beh, il Duca è rimasto sì perché ha fatto una grande stagione l'altro anno. Ho già in mente un po' i posti nazionali. Io penso che contandoli così a pelle sono uno, due, tre, forse quattro, però tre saranno per il momento i giocatori nazionali. Sì, Bartolucci c'è sicuramente, c'è oddio, non mi ripeta un attimo che sono proprio imbambito, stai capendo il nome, un attimo solo, scusate. Gigi Palla è tornato. Non mi ricordo più l'altro amico, che quello c'è sicuro. Ah, Francone. Michael Francone ci sarà sicuro. E anche tu sei uno di quelli più papabili, papabili sicuramente. Sì, niente attaccanti. Mattia Meli, io ti do ragione, però abbiamo tanti trequartisti che possono fare anche gli attaccanti. Cambiamo il modulo, preferisco far così. Se va male, pazienza. Insomma, c'è anche il mercato di gennaio, in caso riprendiamo qualcuno, non c'è nessun problema. Delle facce dei nuovi. Allora, ok. Allora, vediamo, dai, penso sia da qua lo stesso. Eccolo qua. Sidoti. No, non si vede da qua. No, come cazzo faccio? Aspetta, non mi ricordo più sta cosa. Rosa squadra. Eccolo qua, Sidoti. Eccolo qua. Francesco Sidoti. Terzino offensivo sinistro. Speriamo bene in Sidoti. L'ho fatto con questa capigliatura perché Sidoti deve volare un po' come i suoi capelli con le frecce ai lati. Questo è Sidoti, signori. Speriamo bene, cazzo. È anche alto, buono fisicamente, deve dare una grossa mano. Ecco Zincaro, descritto in maniera perfetta da Paul Heyman. E dopo abbiamo invece Giangrosso, che è il difensore centrale, fortissimo, frontale extra, che può fare bene anche in fase offensiva, che dà un bel jolly per la difesa. Tanto insomma abbiamo visto che l'attacco mi preoccupa meno, preferisco avere di più ricambi in centrocampo e difesa, se dopo è sbagliato basta fare l'acquisto e ritorna da noi, tanti soldi ci sono. E questo è Romano Giangrosso, 20 anni, 1,96, frontale extra del Venezia, che qualcuno che sicuramente Polema Ngai, come si dice, eh, Polemangai può fare anche un'altra bella puntata. Se notate, Giangrosso sembra il fratello di... non ce l'ho in squadra purtroppo, me lo faccio vedere subito. Sembra il fratello di Pirchio. Sembra il fratello di Pirchio e quindi questa può essere una buon spunto per il Paul Buffa racconta delle prossime puntate. Oh, è arrivato Tognin che farà l'Europa League con la Dinamo, è stato veramente la cosa più difficile insieme a Rocco, però deve un po' scuoterli, soprattutto Tognin perché è veramente crollato nell'ultima stagione, ha fatto un disastro. Ok. Miki, più continui a venire qua, sicuramente potrai entrare in squadra, quindi non preoccuparti. Per adesso io ho bisogno degli account di Telecats, di Sidoti e Giangrosso, così li mettiamo, scusate, nel nostro gruppo. Quindi io non spero ci sia sta cosa, se no vi create il profilo Telegram e mettete l'account, sarebbe molto importante. Vediamo se c'hanno il profilo, speriamo, perché sarebbe importante in caso dopo prendere Michelotto, se c'è, visto che Eman ancora non è presente. Vediamo se hanno la possibilità e poi partiamo subito, ragazzi, eh? Poi si parte.
Allora, Sidotti scaricalo intanto, poi magari Michelotto fa le veci. I gironi ancora non ci sono, ragazzi. E vediamo se invece ce l'ha il buon Giangrosso. Vediamo se può entrare Giangrosso. Miki, calma, ho detto tu stai qua, vedrai che il prossimo, o massimo, tanto la serie durerà del tempo sempre, quindi tutti avremo modo di giocare, cioè vai tranquillo. Tu se stai qua, ti assicuro che sarai un altro della squadra, non preoccuparti. No, 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 dammi l'account, dammi l'username, il nome, il nickname, così ti inserisco io personalmente che ci tengo. Allora, un attimo sopportiamo così diamo il tempo magari che chi non è potuto venire subito di venire. Ok. Speriamo sia quello giusto però, Michelotto. Dopo aspettiamo. Ciao David Beckham, ti ho già salutato prima, ti risaluto volentieri. No, no, non convoco il Venezia, Alamos. Alamos, spero che... E devi impostare il nickname probabilmente, Romano. Devi andare, te lo spiego, devi andare praticamente sulla tua home page e in alto a sinistra i tre trattini e su impostazioni e trovi l'username Giangrosso. Obiettivo di questa stagione è fare bene in campionato, qualificazione alla Champions se possibile, arrivare almeno agli ottavi di Europa League e anche in Coppa Italia fare un po' meglio. Ciao Alessandro. Adesso si parte, mi sarebbe piaciuto almeno aspettare Eyman che arriva ai 20. Ciao Le Cadabra. No, 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 non posso, in nazionale vanno solo i più meritevoli, ragazzi, dobbiamo rendere reale la cosa. No, no, ma Michelotto, aggiungilo tu, Giangrosso, però deve fare l'username deve creare. Metti un nickname, metti quello che vuoi, non preoccuparti, l'importante è che mettiamo qualcosa. Comunque, Alamos, tu adesso sarai terzino destro, già spiegato, e per salire di livello giocherai tranquillo perché sei comunque un giocatore importante anche se c'è Pintus davanti, ma non preoccuparti. Ok. Ragazzi, comincia il campionato, si va a Genova e ci sarà il debutto di Sidoti. C'è già Mencarelli in forma. Però Alexandro non può giocare a sinistra, questa è una sfiga. Allora entra il Duca. Al posto di Tenent, come sempre, lui parte con la bamba, quindi non fa niente all'inizio. Questo lo sappiamo, l'abbiamo sempre saputo. Ok, vediamo. Adesso Alamos potrà, quando giocherà a destra, salirà molto più velocemente rispetto a quando gioca a sinistra. Io direi di partire così, non portiamo benissimo con la forma, a parte Veneziano che vuole fare ancora più gol dell'anno scorso. Andiamo. Ciao Tommasoni. Benvenuti a questo giorno che Ciao apre il vecchio, sì, va campionato. bene, Come dai. sempre, grande Vediamo. emozione, grande attesa prima di questa gara. Genoa e Venezia. Io sono Fabio Caresse, qui con È me entrato c'è Luca Giangrosso. Marchegiani. Un Perfetto. saluto a te Fabio. Ragazzi, e a si tutti i parte, tifosi, nuova sperando stagione. di assistere ad un grande incontro. Vai. Tutto pronto? La Si sfida parte, per raga. l'inizio. Mencarelli alla freccia, ok. Luca Rigoni. Allora lo mettiamo in campo già nel secondo tempo se è la prossima. Però Vediamo se Alessandro ha il fatto lancio una arriva a finale troppo, destinazione. troppo bellissima, cioè troppo incredibile. Bode, vediamo con due attaccanti cosa combiniamo. Anche se possiamo cambiare il modulo a seconda della partita, che secondo me è una cosa buona. Il Venezia ha Vediamo se vinto il Venezia entrambi ha gli fatto scontri troppi disputati con questo avversario nella se scorsa come stagione si e è vediamo se festeggiato quest'anno troppo. riuscirà a ripetersi. Quei bagordi delle felicità. Dai raga. Io vado Prova perfetto a le FPS, verticalizzare. ragazzi. Forse è una roba Cerca la dell'inizio, si profondità sa che sulla all'inizio fascia.
vaneggia ogni tanto. Intercetta e Veneziano. sbroglia una situazione che si Arma faceva letale. molto pericolosa. Eman Decide Gai, di Pintus, sfruttare la fascia. Nasdaq, c'è un po' la Palla pressione di larga in Alamos. profondità. Comunque Alamos può giocare anche a sinistra. Pallone come al solito. dentro. Veneziano Calcio di testa. subito! Cosa ha preso? Riescono a mettere Perin fuori. subito Veneziano dopo un minuto, cazzo. Pintus, Il con Eman Venezia Gai. anche quest'anno si affida allo stesso allenatore di questi tempi. Bravissimo non è così facile rimanere Alexandru, sulla stessa che panchina aveva per cominciato 3 benissimo l'anno stagioni. scorso. Ecco ragazzi, c'è anche il Bode. Eman Gai. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. È arrivato il Bode, Fioi. È mosso cazzi col Bode. Attenzione a Eman Gai. Quando arriva il E se n'è Bode andato tutto il al mondo è primo più quarto felice. d'ora. Abbiamo E se vi cominciato foste abbastanza bene a sintonizzati Picella solo sotto il ora, precedente. tranquillizzatevi, la partita è ancora sull'0-0. Pintus. Se ne va. Errore di Pintus, ma recupera molto bene. Era lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene. Ecco Sidoti. Quindi Sidoti manda il nick dell'username a il buon Venezia ha annunciato che il Michelotto. suo allenatore diventerà commissario tecnico part-time della nazionale. Siamo anche in Incarico nazionale, senza ragazzi, dubbio vediamo da chi se lo prestigio merita. Per ora a ce ne lui sono e tre, alla a mio società. parere, più di tutti. Andrea Bertolacci prova la verticalizzazione, Zincaro, l'apprendista di Chopin, il prova Duca, il filtrante. arma letale. Arma letale, La la mette mette in in mezzo. Mamma mia. Eyman, Palla allontanata senza Peccato. troppi complimenti. Gervasi, Zincaro. Il piccolo Polo arriva verso i 20. Massimo Cerca la meta, spazio. attenzione. Posizione regolare. Bravissimo, Sidoti. Questo è il debutto di Sidoti. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Arma Pallone letale. morbido verso la fascia. Ottimo disimpegno, fondamentale. Bravissimo, la presa di Chopin ormai un Queste titolare situazioni in cui c'è incredibile. superiorità numerica vanno sfruttate Musica e decisamente. magia, Cerca di Eyman. la difesa Vede il con body di questo pallone testa. lungo. Bella incornata ma fuori di poco. Buon inizio. Bel pallone comunque, filtrante, non è riuscito però a concretizzare. Ha dimostrato una grande visione di gioco. Un passaggio Ciao, fatto Loris con il Rossi. contagiri. Manca solo il nostro presidente. Vai Bode, ci vediamo, ci sentiamo dopo in caso Bode. Arma letale. Palla Arma giocata alta letale. sulla fascia. Pericolo sventato almeno per Pintus, ora. bravissimo, il rumeno che però dopo Ottima la pressione sbaglia. la sua. Palla recuperata. Picella. Pintus, Nasdaq. Ottimo disimpegno, la spazza via. Soltanto rimessa laterale qui. Attenzione ai Mangai. Musica e magia, Eyman per Zincaro, per Daniel Andrew. Ah, E il peccato il difensore ha Duca. fatto in modo che la palla non passasse. E intercetta opportunamente, Pintus. visto che l'azione era pericolosa. Attenzione, bravo musica e magia veneziano. L'appoggio sulla Gravità fascia. zero per il rumeno. Tocca Bellissimo verso sto il cross, il Ci Duca, prova non di ci testa. credo. Che miracolo Bella sul l'azione, Duca. anche se non è Alexandru in forma strepitosa però, Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale e grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più, non si può lasciare crossare con tanta Porca facilità. puttana, Daniel Andrew, non so se è Ottimo collegato, intervento. sì è Ha collegato, visto che il pericolo ed sfiga. è riuscito ad anticipare Come l'avversario. inizio sfigato, porca andare. miseria. Vuole la profondità. Prova la giocata nello spazio. Attenzione, Palla centro. attenzione. Bertolacci. Fuori, meno male. Sta meritando Bella comunque. questa azione, ma la conclusione non è stata precisa. Anche il Il Duca, Genoa ha ragazzi, portato come tanti il uomini in Duca, area ha di proprio rigore. letteralmente Non sono comunque riusciti a distrutto realizzare. Tonin, il buon Yoga Bonito, c'è poco da fare. In questo momento il Duca è 10 livelli sopra. Eyman Gai, Passaggio in avanti. il Bode, arma letale. Daniel Andrew, Prova sul bellissimo secondo palo. cross. Ed ecco il Veneziano colpo di testa, vedo un po'. Una buona se ne va dalla iniziativa, ma non veniva è giù passato. tutto, cazzo. C'è fallo. Punizione. Attenzione, Manca poco Paul da Eyman scadere, Gai. devono approfittarne. Paul Eyman Gai, prova il numero, musica e magia, peccato. Una parata fantastica. Ha intuito perfettamente la traiettoria della palla. Gran bella parata. Cerca l'uomo là davanti.
E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. Verso la fine del tempo hanno giocato alla grande e questo cosa è potrebbe successo, infondere loro ragazzi? coraggio e consapevolezza nei propri mezzi. Se entrano in campo con il piglio giusto possono fare un grande secondo tempo. 0-0 dunque alla fine di questo primo tempo. Speriamo che il secondo ci offra qualcosa di più, francamente. Si può cancellare, cazzo, però anche... Ah, Dio mio. Come si cancella adesso? Ragazzi, è successo qualcosa? Ciao Luca Confalonieri. Sì, ma adesso dico che cazzo è successo, Dio Cristo, cioè si può cancellare sto signore che abbiamo aggiunto? Ma porca puttana, però non possiamo fare sti errori, cazzo. Sidotti devi andare nella tua home page di Telegram, in alto a sinistra hai tre linee, dopo ti si apre una pagina, vai su impostazione e metti l'username. Però adesso bisogna cancellare sto qua, che cazzo però, cioè... Ecco il problema, magari se andiamo... Ragazzi, bisogna capire come cancellare... Io dico, ma si può essere più coglione? Dio Cristo. Non ce l'ho con te, Michelotto. Rimuovi dal gruppo, ecco, l'ho rimosso. Post. Però cerca di mettere il nickname. Ho rimosso Sidoti. Mi dispiace. Sì, l'ha fatto tutto Michelotto. Ha fatto, sì, top comunque. A questo punto devo vedere un attimo io, ragazzi, perché sennò... Allora, Sidotti, devi andare, quando sei su Telegram, pagina iniziale, in alto a sinistra, le 3 barrette, clicchi, ti arriva fuori una pagina, la penultima è impostazioni, clicchi sopra l'username e cambi l'username. Vabbè, io intanto gioco perché non posso... stare qua 10 ore. Vai. Vai ragazzi. E l'arbitro fischia l'inizio della seconda frazione di gioco. Adesso cerchiamo di seguire la partita perché Venezia non mi è piaciuto ha giocato per meglio niente. nel complesso, fornendo una prestazione senza dubbio positiva nella prima metà della gara. C'è anche da dire però che hanno sprecato troppo, non sono riusciti a concretizzare il volume di gioco e le occasioni create. Musica e magia. Prova il filtrante. Ah, sbagliato qua, Eyman. L'Axalt. Attenzione Zincaro. L'apprendista di Chopin, L'anticipo per peccato. sventato. Luca Rigoni prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Vai. Poesia e movimento, purtroppo la perde. Ma la recuperiamo, la riperdiamo e la recuperiamo. Che casino a centrocampo, a Picella, la perdiamo ancora, Eyman. Bella rete di passaggi. Alexandro. Cerca spazio. Attenzione Nasdaq. Cerca attenzione di testa! Gravità zero. E subito gravità zero. Grandissimo l'assist di Nasdaq. Veneziano punisce subito. È intervenuto molto bene sul cross. Grande colpo di testa il suo. Ha colpito bene, con Real perfetta coordinazione. Grandissimo Veneziano intanto. Concentrati però adesso, voglio concentrazione, cazzo. Subito si ricomincia dall'1-0. Ma è la sua natura. Quando la squadra ha bisogno, lui c'è. L'Axalt non riesce a seguire il compagno.
Voleva Mangala da veneziano che però subito da fuori, mamma! Ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Grande parata dell'estremo difensore. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. Devono fare molta attenzione sui calci piazzati. Ok, Sidoti è entrato, adesso però concentrazione, grazie. Sicuro qui l'intervento del portiere. Ok, ho passato l'audio. Appoggia il pallone largo. Sidoti, eccolo qua. Zincaro, adesso dovrà il soprannome di un po' di gente, ne mancano ancora un po'. Attenzione, la Padula cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Occhio al cross. Occhio. Salire in aria. Bravo Mito. Non è riuscito a metterla dentro. Avevano molte opzioni in area di rigore. Questo è il modo di attaccare. Bravissimo, bravissimo Agi. Prova la giocata nello spazio. Polema non è mai un pittore. Stanno cercando di impedire agli avversari di sfruttare i cross in area. Nasdaq con tanti uomini a centro dell'area. Mamma mia, Alessandro, il Boder letale. Ora vediamo se questa scelta si rivelerà vincente o se gli avversari cambieranno a loro volta strategia di gioco. Facciamo qualche capetta, facciamo qualche cambio. Mencarelli bisogna metterlo quando è così, il geometra. Ok. Poi ragazzi mettiamo Gigi Palla, vediamo dopo il coso come va, dopo il prestito. E proviamo. Però siamo 1-0 solo, no, non posso rischiare. Mettiamo Alamos. E che Pintus se non si può togliere. Rimettiamo Alamos qua intanto. Perché cresce sì, però meno, cioè più lentamente, ecco. Non mi ricordo quanto partiva Alamos, se lo ricordo lui 77 di massimo. Ti ricordi quanto eri Alamos? Che stiano puntando sugli cavaliere dell'Apocalisse. E tu che ne pensi? Ma penso che abbiano deciso di giocare più larghi per creare più spazi, per avere maggiore libertà nella gestione del pallone. No, mamma mia, che dormita completamente qua. Fuori misura. Vediamo se Ramos si ricorda il suo punteggio iniziale, perché non lo ricordo. Vai Gigi Palla, Tango. Ritorna Tango dopo un anno di purgatorio. Cerca spazio. Fallo su Tango. Chiaramente l'avversario. E Cesarozzo, non ci credo. E questa non ci vuole neanche, cazzo, perché se ci perdiamo 3 partite siamo finiti. Cartellino giallo. Ai Tango. Occhio, sembra che si sia fatto male. Ai Tango. Ciao Riccardo Bellei. Speriamo bene. Attenzione Pintus. Allarga sulla fascia. Per geometra. E passa. Peccato. Ha tentato l'azione personale. Conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione Palla, per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. Dunque rimessa laterale e arriva anche l'ultimo cambio a loro disposizione. Ragazzi però devono stare più concentrati perché abbiamo fatto un'importanza siamo anche nazionale, cazzo. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Gigi Palla torna in campo, speriamo bene. Ci mette il piede e con questo è il pallone. E questo è fallo, Gigi non torna. ha dubbi l'arbitro. E ancora non lo sappiamo. Gigi Palla. Pintus, il nostro Nasdaq. Fa sportellate con il suo marcatore. Nasdaq. Ecco il traversone. E il cross è controllato dalla Gigi difesa. Palla. Chiede scusa ai compagni, questa palla non l'ha certo gestita nel migliore dei modi. Palla, bellissimo, palla qua, peccato. Il cume di fisico. Alamos, il cavaliere dell'Apocalisse, la sbaglia. Bene, non sono riusciti ad arrivare in area però. Ciao Ancora Giovanni. Un ottimo intervento difensivo. Prova la giocata nello spazio. Può andare alla conclusione. Prova il cross. Bravissimo. L'ax out. Pallone alto nello spazio. No, Rodolfo. No, sembra un'ingiustizia. un'ingiustizia. Di opzioni in area di rigore. Ha crossato proprio male in questa situazione. Palla. Gigi Palla vive un qualcosa di strano. Gigi Palla non capisco. Occhio al cross basso. No, che dormita. Ottimo passaggio deve tirare. Ed eccolo il gol. Ecco il gol. Pellegrini Hanno trovato il pareggio quando tutto sembrava perduto.
Preparazione perfetta, conclusione perfetta. Ragazzi, dobbiamo concentrarci per adesso, eh? Situazione di parità perfetta. E siamo ormai nel finale di gara. Ci siamo gasati. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Pallone alto e lungo sulla fascia. Porca miseria, un gol al 90esimo. Siamo in pieno recupero, non manca molto alla fine ormai. Adrian Centurion. Palladino. Sì, la squadra è poco concentrata, Laxal. ragazzi, adesso basta cagare. Prova a saltare il centrocampo. Sul filo del Non la beffa atroce. Si libera la grande. Mamma mia, come siamo andati male in questi ultimi 10 minuti C'è disastrosi. E il portiere la fa sua. E l'arbitro dice che può bastare. E finisce Luca con il pareggio. Risultato complessivamente accettabile per cominciare la stagione. È la prima di campionato, Fabio. I meccanismi non possono ancora essere ben oliati. I giocatori non sono al 100% neanche dal punto di vista fisico. Credo che entrambe le squadre siano comunque Alex, aspettiamo i premi, aspettiamo i premi noi. È tutto per questa sera. Se non vuoi fare i video un perché magari non hai tempo, va bene anche i salvataggi, nel senso solo come si dice, i nomi, che non ce li ricordiamo forse tutti, però vabbè, insomma, non pensiamo più a queste stronzate, quando hai voglia li fai. Brutto pareggio, però non mi è piaciuto come avevo fatto la partita. Ho sbagliato io, scusate allora. Adesso devo fare anche le convocazioni, dovevo fare. Allora, vediamo intanto. Veneziano è già dentro Veneziano, che po' incredibile. Però, allora, io direi vabbè, Manolo, ciao, proprio ciao, vabbè. Piuttosto, ma come faccio a cercarli? Ci metto 30 anni così. Scusa, ma come cazzo faccio a cercarli così? Cioè, è impossibile, cacchio. Allora, vabbè, sono un attimo a capire perché così ci metto 30 anni. Cioè, non si posso metterli in ordine. Ah, valutazione generale. No, che coglione. Ok. Allora, quelli che per il momento meritano la nazionale, a mio parere, sono Veneziano, cazzo è il... Ma c'è già Pintus. Dov'è Pintus? Ma non è italiano Pintus? No, Giangrossi nazionale, però no, mi dispiace, ma è ancora un po' presto. Cioè, non c'è Pintus. Non c'è Pintus. Perché? Ma non è italiano Pintus, cazzo, no, cioè. Comunque, Pintus, cioè Apicella, Pintus e Veneziano sono i giocatori da mettere. Che cazzo di ruolo è Pintus? Che cazzo di nazionalità è Pintus? È 79 Pintus. Allora, poi togliamo. Vabbè, Zazza, ciao. Spero di sì, perché c'è Pintus, è inamovibile. Cioè. Eccolo qua, Pintus, grazie vecchio mio. Questi sono i tre che per il momento meritano essere convocati. Poi Buffon, Perina, Piccella, Chiellini, Bonucci. Ma che squadra è? Berardi? No, allora mettiamo Conti, che così abbiamo due terzini destri fortissimi. Insine, Bernardeschi ci può stare. Marchisio, Donnarumma, Sensi, Gagliardini, Barzagli, Ruga. No, Sensi. Centrocampo abbiamo sì, no, Verratti, c'è il Verra. Verratti bisogna metterlo. No, perché Gabbiadini c'è, no. Ma Verratti non c'è. Verratti.
Va bene, anche Mito, allora sì, sì, anch'io l'avevo pensato a Mito, però non capisco. Ma Verratti, figlio. Troppi DC. Sì, sì, devo togliere via. Però non capisco Verratti, insomma, in nazionale da mettere Verratti. Verratti è il primo, scusate, allora, grazie. Verratti, beh, no, beh, Candreva non esiste. Non c'è però, ragazzi. 85, il primo è Berardi. Cioè, non c'è. Ah, è qua, scusate, già convocato, scusate, ero solo pure incoglionito. Allora, al posto di Candreva mettiamo. Scusate. Mettiamo. No, Giorginio anche no. Florenzi è un altro TD, però. Però posso starlo anche in avanti. Florenzi è l'Arsenal, cazzo. Ok, poi togliamo Barzagli, che ormai è vecchio. Ragazzi, oddio, Apicella, il pazzo. No, vabbè, ma tu non puoi partire così, Apicella. Apicella, che anche in nazionale, grazie, vecchio mio. Allora qua però mettiamo El Shaarawy, che voglio provarlo. El Shaarawy è un giocatore che voglio provare, anche però De Rossi fuori. Allora, vediamo, DC, Romagnoli, Rugani. Bonaventura, Benassia, un centrocampo di merda abbiamo. Bernardeschi, giochiamo. Beh, sulla Belotti. C'è Belotti. Posto di Bernardeschi, Eda. Questi ci servono. Belotti, non ho visto se c'è Belotti. Però cosa? Belotti? L'avete già in squadra perché mi sto un po' rincoglionendo, ragazzi. È una cosa abbastanza ufficiale. Adesso vediamo, c'è già. Ma non c'è Belotti. No, beh, in nazionale intanto c'è Buffon, intanto c'è Buffon nazionale. Non possiamo fare le cose fatte male. Ok, volete Mito? Allora. Devo mettere i centrocampisti però, Allora, Mito. Che se lo merita. No, assolutamente. Balotelli no. Balotelli no. Ordine per ruolo. Allora abbiamo in porta Donnarumma, Mito e Perin fuori dei coglioni, 77 cazzo, però vabbè, preferisco Donnarumma che comunque è giovane. Difensori Romagnoli, Bonucci, Chiellini e Piccella. Va bene, intanto Romagnoli è un bel giovane, voglio provarlo. Terzini destri, Florenzi, Conti, Pintus. Però mancano i TS, ok? Devo fare TS. Centrocampisti abbiamo Bonaventura, Benassi, Gagliardini, Marchisio, Verratti. Togliamo Sensi. Qua ordiniamo. Sì, ci metteremo 30 anni, però così. No, non possiamo fare così, la mettiamo. Valutazione generale. Ok. Grazie Api, sei incredibile. De Rossi, c'è vecchiotto però. Se no un altro centrale. Baselli, però. Cataldi, Locatelli in miglioramento. No, Balotelli con me non giocherà mai. Si è messi molto male, si è messi. Allora, intanto voglio provare Locatelli.
come giovane. Proviamo, al massimo cambiamo. Solamente le 2 terzini sinistri. Sì, ma così non capisco niente, però devo sempre cambiarlo, cazzo. Terzini sinistri. Anche i portieri sono ora qua un terzino sinistro. Posizione generale. Per i terzini sinistri più forti, perché non posso fare, devo sempre fare così, questa è rottura di coglioni. Gobbi, no, vabbè, Sidoti. Sidoti ancora presto. Emerson, no, non metto Oriundi. Criscito, Masina. A sinistra siamo scoperti. Speriamo che uno dei nostri possa rafforzarsi velocemente, perché i nostri sono i migliori, Però è un po' prestino, insomma, voglio renderlo reale la cosa. Mettiamo Criscito. Mamma mia. Viene un po' da piangere, però. Criscito e Masina bisogna mettere bene. E poi possiamo Esa, ed abbiamo solo un'Eda, abbiamo. No, Bernardeschi non mi piace. Allora mettiamo Gobbio rigenerato. Sì, però anche no. Mettiamo Masina. Ok, proviamo così, ragazzi. Dopo se sbagliamo almeno la prima, se no non giochiamo più, fioi. Cioè, mi sono rotti i coglioni. Sì. Ok. Sidoti all'Internazionale. Oh, no, pensavo Terence al cazzo, pensavo Terence al Giamaica, cacchio, peccato. Allora, inizia un po' così, ragazzi. Sidoti appena arrivato. Già lo vogliono Sidoti, ragazzi. Ok. Scusate, ragazzi, c'è la prima volta, non incazzatevi, però. Se no l'ho fatto per voi andare in nazionale, se no potevo anche non farlo. Subito derby col Verona. Speravo Terence in Giamaica, Dio Cristo. Va bene, andiamo. Allora, vediamo un po'. Qua abbiamo, mamma mia. Niente, Alamos è destinato a giocare. No, beh, però Pintus non è in una gran forma, scusate. Quindi possiamo anche vederlo. Se Alamos si ricordasse il suo totale iniziale, non sarebbe male. Ale che in forma, Daniel Andrew. Quando sono così devo metterli così salgono, ragazzi, Ok, come Bode. Gigi Palla può giocare solo qua. Cannistra solo qua. Ma può fare l'attaccante. Insomma, è l'attacco. Però al massimo mettiamo una punta quando ci sono problemi. Dai. Questo il Bode non è molto in forma, però aspettiamo per 2 partite ancora presto. Vai. È vero, lo vediamo là. Se qualcuno vuole di vederlo adesso, i giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli ragazzi, adesso per la concentrazione, perché abbiamo cazzeggiato un po' troppo. La partita di oggi è tra Hellas Verona e Venezia. Io sono Fabio Caressa e qui con me c'è Luca Marchegiani. Questo è importante, ragazzi. Derby contro l'Hellas Verona dopo un pareggio che mi ha dato molto fastidio contro il Genoa. Il Verona ha iniziato il torneo nel migliore dei modi con una vittoria alla prima giornata. La nazionale. Palla in profondità sulla fascia.
Attenzione, mamma mia. Tiro davvero troppo debole. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Prime polemiche del Romeno, ma mi hai detto tu però che avrebbe dovuto Beccarelli ha la freccetta alta. Aveva l'opportunità per far iniziare alla grande la sua squadra. Vuole la profondità. Sulla fascia, è libero. Si libera la grande. Occhio. Prova il cross in aria. Occhio alla conclusione. Ragazzi, però stiamo passando bene della squadra. Perso un pallone sanguinoso. Per poco non pagavano con il gol. Non pensare alla non mi sembra molto contento di questa giocata. D'altra parte era stato bravo a crearsi l'occasione, doveva sfruttarla meglio. Per piacere, perché il bene della squadra viene prima di tutto. Attenzione Rodolfo Valentino, se ne va Gervasi, benissimo. Sulla destra, vediamo come evolve. Cerca spazio. Però un passaggio impossibile, che però per poco. Intervento davvero provvidenziale. Si ricomincia dal portiere. Il portiere la calcia lontano. Ragazzuoli, Gervasi subito, bravo Intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Prova la giocata nello spazio. Bella apertura. Vito esce, ma esce male. Mamma mia, ragazzi. Non si può dire certo che questo fosse un cross da manuale, anzi. Ok, di 2 in 2 anni. Crossare quando non c'è nessuno non è mai una grande idea. Tutto sommato non è pochissimo, contato che eri su una posizione tua, ma non naturale. Vabbè, vediamo, dai. Bella serie 77 di passaggi. adesso. Si spinge in avanti, vediamo musica e magia. Occhio perché ci prova. Sì, bravo Eyman, mi piace Eyman, stiamo cazzeggiando veramente troppo. Cerca di mettere un pallone interessante in aria. Dunque, rimessa laterale. Dato che il presidente purtroppo non è più collegato. C'è ancora una rimessa laterale. Che è impegnato. Alamo 75 77. E i sorteggi arriveranno adesso, penso, dopo questa partita. No! L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. E più di così non ho cambiato l'audio, Dai Gervasi. Buon lancio. Gervasi, bravo Eyman. Un inizio molto diverso dall'altro anno per il momento, Prova il filtrante. Siamo un po' gasati. Cerca spazio. Cerca lo spunto. Beccarelli. Prova la giocata nello spazio. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Eyman non la prende. Prova il filtrante. Bravissimo Beccarelli, dai. Madonna, che passaggio di Beccarelli! Questo da uno dei migliori assist sul mondo della serie. Mamma mia! E c'è il gol! Ma letale, ma cosa ha fatto Beccarelli? Cosa ha fatto Beccarelli, signori? Un passaggio incredibile. Sono stati stato Beccarelli qualcosa di incredibile. Una palla recuperata in un gol. Vediamo. Sì, è proprio il geometra, mamma mia. Cosa ha fatto il geometra, mamma mia. Mamma mia, cosa ha fatto il geometra. Questo è un assist che sarà sicuramente tra i migliori della terza stagione. Ora avranno sicuramente meno pressione addosso, ma devono continuare a lottare. Quando c'è la freccia su abbiamo capito che dobbiamo mettere i giocatori. Palla larga. Alexandro, possiamo provarti a sinistra se vuoi. Ottimo, dai e vai. Però la vedo dura. Ed ecco il cross. Occhio. Prova a tirare. Occhio, mamma mia. Tiro da dimenticare. Sì, Alamos, sei cavaliere dell'Apocalisse. Questo è il tuo soprannome. Alerec. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Il Bode. Cerca la profondità. Bravissimo Bode per il Duca. Grande movimento. Il Duca la mette in mezzo. Beccarelli aveva tanti compagni all'interno dell'area di rigore che potevano sfruttare il suo cross. Non è stato preciso. Peccato. Passaggio in avanti. Dai ragazzuoli, dai ragazzuoli. Tocco preciso. Bravissimo il Duca, mamma mia, come è salito il Duca. La mette sulla sinistra. Non bellissimo, però ha recuperato bene. Ha spazio sulla fascia.
allarga sulla fascia. Attenzione Keane. Può andare alla conclusione. Buona scelta, Gervasi, Rodolfo la prende, Heyman non ce la fa. Questa palla non l'ha certo gestita nel migliore dei modi. Fuori di poco, sfortunati qui. Che tiro! Qui la palla ha proprio sfiorato il palo. Apicella. Aleric. No. Cerci. E passa. Può cercare il taglio in mezzo. Cerca spazio. Occhio, bravissimo Gervasi. Ancora il Gerva. Ancora il Gerva, come esce il Gerva per Daniel Andrew. Prova la giocata nello spazio. Bellissimo assist di Daniel Andrew. Peccato che il cubo è un po' lento. Prova a fare tutto da solo. La mette sulla sinistra. E passa. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Alamos. Mangai. Prova a verticalizzare. Finisce il primo tempo. Primo tempo che si conclude dunque qui. Sono certo che saranno contenti della prestazione del primo tempo e del buon punteggio. Primo tempo, cerchiamo di ora adesso cercheranno però di mantenere alto il ritmo per non dare agli avversari la possibilità di recuperare. 1-0 al termine di questa prima frazione. Vedremo se ci saranno margini di recupero nella ripresa. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza, devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco, come se fossero ancora sullo 0-0. Attenzione a Apicella, bravissimo Api, il presidente, l'Api assassina di Killer B. Heyman, attenzione, musica e magia Heyman, musica e magia Heyman, come vede il Benca, il geometra, veneziano di testa. È stato splendido l'intervento del portiere. Qui il portiere ha tirato giù la saracinesca. Notte Rocco, notte caro. Salgono con molti più uomini in questo inizio di secondo tempo. Sanno che è un momento decisivo della partita. Barocco è un giocatore che se abbiamo problemi in attacco palla in out, ci sarà rimessa laterale. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Occhio. Cattanotta. Poi Mangai. Il filtrante. Mi sembra che abbiano deciso di non forzare il pressing per non sbilanciarsi. Attenzione del Duca, peccato. Cercano di tenere le distanze giuste, puntando a intercettare la palla piuttosto brutto che questo, ti prego. Mito, bravo. Proprio per non correre il rischio di farsi superare con le giocate in profondità o addirittura nell'1 contro 1. Mito. Dal Cavaliere dell'Apocalisse, Alamos. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Vencarelli. Prova la giocata nello spazio. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Partite collose, ragazzi. Sulla destra. Collose. Gervasi giocando un calcio strepitoso. Prova un traversone grosso, lo ha gasato ancora di più. La mette sulla fascia. Veneziano per il Bode. Caceres allontana il pallone. Il Verona sembra stia provando a sfruttare tutta l'ampiezza del campo. Sì, sfruttano maggiormente le fasce, sembra anche a me. Già, i loro avversari finora sono rimasti molto compatti. Credo che vogliano in qualche modo provare ad aprire le maglie della difesa, facendoli allargare il più possibile. Prova a saltare il centrocampo. Ragazzi. Ottima copertura qui. Brutto fallo su Heyman, bruttissimo fallo su Gay. Allora vediamo di fare qualche cambio. Allora Daniel, mettiamo Alexandro, vediamo se può giocare di qua. Ce lo può fare in realtà. Anche Terence lampeggia. Ok. Giangrosso non è messo bene. Ora mettiamo Michelotto. Per un veneziano che anche se lampeggia non mi è piaciuto. Ok. Ok. E ok, vai. Attenzione, Alamos sbaglia. Fuori. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Mi sentite? È arrivato il momento del cambio. Mi sentite, ragazzi? Mi sentite? L'audio è sempre uguale. Aspetta. Oggi va tutto di merda.
Mi sentite, ragazzi? Vai. Apicella. Terence, eccolo qua, effetto serra. Hanno ottenuto un fallo laterale. Attenzione a bordo campo. Dai, Fioi, dai. Sembra ci sia una sostituzione. Siamo al 71esimo. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Mangai cerca di lanciare il compagno. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Michelotto. Mangai. Si allunga e trova la palla. Ah sì, col Verona, è vero, cazzo, è vero. Guadagna calcio di punizione. Molti dubbi sulla decisione dell'arbitro. Diamogli aria a questi cartellini. Bisogna chiudere, ragazzi, ma stiamo giocando un po' sottotono. Caceres. Vai. Attenzione, no ancora Gervasi, grande recupero. Può colpire. Partito benissimo Gervasi. È una grande occasione fallita questa, potevano pareggiare. Sì, grande parata. I compagni devono ringraziarlo per aver salvato il vantaggio. Alamos. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Alamos. Mangai. Cerca spazio. Ma è stanco però, Prova a giocarla dentro dalla distanza. Prova la giocata nello spazio. Sulla fascia, è libero. Vuole la profondità. Grandissimo ancora Gervasi, che partitona. C'è il colpo di testa. Ho bisogno di sentire Alexandro per capire a sinistra se può comunque giocare ogni tanto. Conclusione fuori di un soffio. Come si dice, se può adattarsi anche a loro da sinistra. Sì. Mencarelli continua con la freccia così. La vittoria nelle loro mani, aspettano solo il fischio dell'arbitro. Lancia su per il Bode che però non la prende purtroppo. Passaggio intercettato. La difesa riesce a spezzare l'azione. Peccato. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Un po' lunga, ma va bene, attenzione, eccolo qua, effetto serra. Cerca effetto di serra, vede arma letale. Peccato. Palla allontanata senza troppi complimenti. Alamos, Terence la mette in mezzo per il Bode che non ci arriva. Attenzione alla prendista di Chopin, la prendista di Chopin! Bellissimo tiro, peccato. Lo so. Perché in verità in questo momento Mencarelli ha la freccia così. Lungo passaggio in avanti. Ha chiuso la grande il rumeno la stagione scorsa, quindi questo è un problema, vedi? Non c'è più tempo. Abbiamo tante ali vittoria davvero fondamentale per il futuro. Giocando magari non spettacolare come in altre occasioni, ma insomma basta l'1-0 per portarsi a casa il risultato. Una vittoria risicata, non del tutto adesso ragazzi le partite nazionali le gioco io e facciamo solo le partite di qualificazione. Questo è un bel dilemma perché scusate, io non amo molto le partite amichevoli. Vediamo se c'è il girone intanto. Annuncio il giocatore, speriamo Ronaldo e non quel nano di merda di Messi. Oh, ma com'è? Bravo Ron. Le amichevoli non farle. Ok. Ora vediamo. Trattativa, ma che cazzo è oggi? È tutto un disastro. Gervasi 19, il Bursaspor vuole tutti i miei. No. Le partite di qualificazioni. Ok, bomberoni. Ciao Filippo. Venezia Sassuolo. No, Messi mai. Un prodotto delle fabbriche. Messi prima di essere pompato si fortunava sempre. Lo dirò fino alla fine. Gigi Pala, niente da fare. Gigi Pala, niente da fare. Alexandro che sfiga, guarda che è incredibile. Guarda, facciamo così. Così possiamo sperimentare anche dato il Cume, non lo vedo in forma, cioè sempre messo così e proviamo a giocarcela così.
Così è proprio il suo ruolo. Questo modulo che è andato molto bene quando l'abbiamo provato. Pinto Sidoti. Proviamo Giangrosso, diamo un turno di riposo ad Apicella, capitano. Pintus, vai. Vediamo così. Sì, lo porterò fly. Inizio che non mi sta piacendo, ragazzi, lo dico subito. Non mi sta per niente piacendo, Ci siamo quasi. Vai. Fra poco inizierà la partita. Veneziano non è neanche in forma. La partita di oggi è tra così. Venezia Dai, e Sassuolo. Alexandro. Mamma mia, Alexandro per Bencarelli. Mamma, Alexandro per Bencarelli. Peccato. La difesa se la cava con grande mestiere. Ziccaro. Ho bisogno della bamba di Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Ragazzi. Eyman. Vediamo questo modulo, proviamolo bene anche con qualche partita magari. Il Bode. Tocco morbido. Giangrosso, vediamo Giangrosso. Alexandro. Bencarelli. Ecco che partito. Ma proprio un tiro improbabile. Perdendo questa palla hanno commesso un errore che poteva costare molto caro. Vediamo Giangrosso. Ha recuperato un'ottima palla. Certo, la difesa avversaria gli ha dato una grande Giangrosso mano, ma svetta ancora. Un grande anticipo. Due interventi strepitosi di Giangrosso. Bencarelli. Il Bode. Effetto Serra. Agi! Mamma mia! Poesia e movimento Agi. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Gervasi, situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Fallo su Sidoti. Ottimo intervento. Non fischiato, ovviamente. Prova la giocata nello spazio. Pallone intercettato. Gervasi. Intervento davvero provvidenziale. Per effetto Serra se ne va e la dà il Bode. Bodelli. Arma letale Bodelli. Passa. Bravissimo Terence. Poteva essere un contropiede interessante questo. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. E intercetta Gervasi ancora. Gervasi dentro il campionato in maniera devastante. Bode. Cerca di lanciare il Bode, vede Bencarelli, è una cosa molto lontana la sua conclusione dallo specchio della porta. Un contropiede molto ben gestito, ma la conclusione è stata deludente. Non ho sentito Agi, cosa pensa di sto modulo? Agi lo sento poco, Quando sento poco Agi mi preoccupo. Vorremmo anche il presidente, ma non lo sento tanto. Pressione la sua, palla recuperata. Perché per me voleva leggere in ogni frase, Sidoti. Prova a verticalizzare. Eyman, Agi, Ziccaro. Passaggio sulla destra. Mamma mia, Agi, cosa dà Bencarelli? Che Bencarelli è una forma strepitosa, ma Agi sciota. Terence di testa! Mamma mia, effetto Serra! Ha trovato il tempo giusto sul pallone, l'ha messa dentro. Ragazzi, che la freccia su Bencarelli sta giocando benissimo. Il modo più spettacolare per impattare il pallone. Ok Alexandro, ok. Mamma mia Terence, che golasso di Terence. Grandissimo Bencarelli, secondo assist strepitoso. Si ricomincia dall'1-0. Si sono impegnati e hanno trovato il vantaggio. Ora devono evitare la rimonta degli avversari. Terence. Siamo partiti bene oggi. Terence. Bode. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Bencarelli è partito alla grande anche lui. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Il rumeno! E Bencarelli la mette su assist del rumeno. Signori, questo è il modulo che il totale controllo della gara. Mamma mia ragazzi, Alexandro dà un cioccolatino a Bencarelli, che è partito da Dio. Scrivetelo in chat, Bencarelli show. Bel gol. Bencarelli show. Alexandro però fa qualcosa che va al di là del genere umano. Mamma mia che assist del rumeno. 2-0 dunque. Mamma mia ragazzi, con due reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita. Finalmente non siamo più veneziano dipendenti. E questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Mamma mia, sono contento per Agi che subito zittisce le critiche con un assist incredibile. E Tognin muto, sì, Tognin veramente le sta prendendo di santa ragione, però credo Yoga Bonito. E il gol è stato negato da un'incredibile parata. Ha intuito perfettamente la traiettoria della palla. Gran bella parata. Ziccaro. Alexandro. Cerca di mettere un pallone interessante in aria.
Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. E che assist cercano un modo per far Viaggi polemico, difesa subito zittito tutti. Occhio. No! Fallo, Mamma mia, brutto fallo di punizione. Giangrosso, per fortuna neanche ammonito. Bella apertura. Chance per tirare. Occhio Fioi, occhio Canna. Beh, non è stata una brutta conclusione, ma da quella distanza le probabilità di segnare sono meno di Perfetto zero. Serra. Bravissimi, dai, vai Polema. Ah, Polema non capisce niente, sbaglia. La mette sulla fascia. Ancora un ottimo intervento difensivo. Attenzione, Bode provano a ripartire da dietro. Matri va a raccogliere il passaggio. Gervasi. Matri riceve un bel pallone. Matri prova la soterra. Occhio ragazzi. Gervasi, bravissimo. Interviene Gervasi, sta giocando vuole da la profondità. E no. questo... Sono finiti i primi 45 minuti, squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso e ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. 2-0. Bellissimo primo tempo, un verdetto veramente importante molto, dopo molto questi primi buono. 45 minuti. Si riparte per il secondo. Alex Vecchio che ha voluto dopo comunque cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Un tracollo nella Serie A. Non è Bella pronto, signore, palla, non è ancora ad pronto allargare il gioco. per la massima Ottimo serie. intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Prova la giocata dai. nello spazio. Può cercare il taglio in mezzo. Occhio, bravissimo Vito. Lo so Michelotto, calma. Pallone morbido verso la fascia. Gervasi ancora, Gervasi monumentale, Gervasi. Sassuolo ragazzi, ha ricevuto numerosi difensori centrali fortissimi. Vediamo Dark Star che ha chiesto lui il prestito. dell'allenatore. Io credo che le critiche che sono state rivolte Vai Bode, vai Bode, armale tale Bode. L'impostazione che ha dato la difesa ha Il Bode lasciato la la squadra prima punta scoperta per lunghi tratti della partita e soprattutto non è stato capace di cambiare la sua tattica in corsa. Vicarelli. Polemangai, bravissimo Polemangai. Il romeno perfetto per Nasdaq. E Nasdaq se ne va, che oggi è capitano Nasdaq. Palla allontanata senza troppi complimenti. Zincaro. Bravissimo Polemangai. Attenzione, musica e magia. Ma si inventa un capolavoro di passaggio. La conclusione. Bravissimo anche il Bode. Ma ormai è proprio. La difesa sta lavorando molto per limitare gli inserimenti di velocità degli avversari. Sbaglia forse per questo che hanno diminuito l'intensità del pressing. Esattamente, Zincaro. si attaccano troppo la palla e si fanno superare. Gli avversari sono abilissimi a verticalizzare e arrivare subito davanti al portiere. Hanno ragione a essere cauti. Giangrosso. No, Giangrosso, no, ste cazzate! Mamma Lo mia, spazio per che il passaggio l'ha grosso. visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Ok, Dark. Gervasi, sicuramente il migliore fino lungo adesso passaggio in della avanti. stagione. Alessandro. Madonna, se veniva questa. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Niente da fare, Alessandro. non passa. Duncan. Prova la giocata nello spazio. Cerca lo spunto. Occhio. Prova il cross. Bravissimo Sidoti del tiro sinistro puro. Eyman, cosa? No ragazzi, no, sublime Eyman, sublime Polemangai. Polemangai se ne va per un quasi coast to coast. Eyman, forse un po'. No, l'ha fatto tutto giusto, Eyman, mamma mia. Ottimo disimpegno. Sembrava un po' egoista Eyman, invece stava creando qualcosa di incredibile. Mamma Eyman. L'arbitro non Mamma dubbi, calcio mia, di punizione. Polemangai. Mamma mia, Polemangai. Forse da qui è un po' lontano, ma abbiamo visto gol da distanze anche maggiori. Polemangai stava recando proprio su punizione, mamma mia, Ha cosa sta provato il tiro combinando forte, Eyman. ma non ha trovato lo specchio della porta. Mamma mia, Polemangai. Musica e magia, Gai. Pintus, vabbè. C'è il tiro al volo. Poi probabile. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, Eyman adesso è il massimo della sua potenza. Eyman vuole un posto in nazionale. Palla allontanata senza troppi complimenti. Ho capito il furbacchione di
Adesso Fabio c'è molto movimento sugli esterni. Eh sì Luca, l'ho notato anch'io, è vero. Credo che stiano provando ad allargare gli spazi per favorire gli inserimenti al centro o per cercare di mettere palloni pericolosi in mezzo. Bode, bravissimo Bode, Eyman Gaia al volo, Madonna, bravo Eyman. Eyman in nazionale, adesso vediamo che avremo tanti giocatori. Cioè, in realtà no, è un ruolo che siamo un po' scoperti. Ecco Micro. Attenzione, Paul Eyman, pittore assoluto. Eyman! Mamma mia, peccato. Ha preferito tentare la conclusione nonostante fosse molto lontano. Terence cerca spazio, riceve un pallone interessante. Cross, può tentare la conclusione e da lì poteva sicuramente chiudere il tiro meglio. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. Oggi niente cambi, la squadra mi è piaciuta, teniamola così, ogni tanto ci può anche stare. Pintus, Beccarelli. Prova la giocata nello spazio. Attenzione al Bode. Peccato, comunque grande assist di Beccarelli e grande assist di Alexandro su gol di Beccarelli. Alexandro, bravissimo Alexandro. Terence, ancora Alexandro. Alexandro vede il Bode. Mamma mia, secondo assist del rumeno. Ragazzi, che partenza di Modelli. Arma letale Bode. Arma letale Bode. 2 gol in 3 partite per Lascio. Fantastico, questi due giocatori parlano la stessa lingua calcistica. Smarcamento e passaggio sono stati un'intesa perfetta. Secondo assist del rumeno che zittisce tutte le critiche. Attenzione ancora il Bode. Mamma mia il Bode. Mamma il Bode. Mamma il Bode, vuole fare il culo il Bode. Mamma che Bode, signori. Peccato. Sidoti, il Bode la mette in mezzo. Non c'è nessuno a mette fuori il pallone. Gli altri non sono forti uguali, che se Terence ha fatto un gol micidiale. Attenzione Terence, effetto Serra. Effetto Serra. Al centro dell'area. Il cross non era male, brava la difesa in questa situazione. Ragazzi, scrivete voi a Beccarelli cosa ha fatto. Un gol e 2 assist ed è in queste prime 3 partite. Di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Una vittoria nettissima. Grande anche gli Agi, attaccanti 2 assist, ovviamente che sono stati splendidi nel concretizzare le occasioni da gol. Saper difendere bene, Fabio, è un merito. Oggi non hanno concesso niente agli avversari. Aspetta ragazzi, in forse situazioni come c'è un queste, problema, avremo di fare così, a volte risolvo. Ok. Adesso forse andrà meglio, speriamo. Sì, Menca fenomeno, il Venezia è il comando, vabbè, stiamo calmi. Stiamo gran calmi. Ultimo giorno di mercato. Ciao. Mamma mia Terence, che ha fatto Terence. Ok, hanno giocato la squadra Bode e Beccarelli addirittura nella miglior squadra d'agosto. Signori, che partenza per il geometra. Italia-Brasile, porca troia. UEFA, Europa League, 2 amichevoli. Allora, vediamo un attimo il girone di qualificazione, che dovrebbe essere a fine stagione, teoricamente. Allora, dov'è che si vede? Ah no, Italia. Cazzo si vede? Ah, qua, ok. Allora... Ah, la Juve ha vinto la Champions, incredibile. Ma dove sono i mondiali? Come si fa, ragazzi? Cioè, non li vedo, cazzo. Vai. Formazioni squadra. Ora vediamo. Oh madonna, schema di gioco. Allora,
Cambio formazione. Io mi direi di giocare. Vediamo. Adesso faccio vedere i gironi. Allora, mettiamo una squadra così dopo. Io direi però noi stiamo fedeli al nostro modulo. Io direi di fare così però. Verratti. Allora, Verratti. Ok. Adesso con calma, ragazzi, devo capire se ho i giocatori. Qua mettiamo Belotti Immobile. Veneziano chiaramente. Cazzo, però Veneziano è veramente più forte. No, bisogna metterlo Veneziano al posto di Belotti. Cioè, non si può metterlo per forza. Sì, lo so, non sto trovando niente. No, sto cercando i gironi dei mondiali, però, delle qualificazioni. Allora, vediamo qua. Apicella 86. Poi Romagnoli, Bonucci 85. Ok. Chiellini invece 85. Mettiamo Bonucci. Qua mettiamo Conti per il momento, che con gli stessi parametri. Poi ho paura che sto modulo sia un po' difficile con i giocatori che abbiamo. Crescita alla merda umana. E il Sharawi, come Sharawi non può giocare qua. Ma che cazzo? Boh, sì, però un po' sbilanciata così. Allora, mettiamola così. Vediamo un po'. Sì, dobbiamo cambiare qualcosa. Centrocampisti non ne abbiamo praticamente. Allora. No, vabbè. Giocare così è impossibile praticamente. Bene. Mi sembra un bel modo, perfetto, per distruggerci. Ok. Dovremmo cambiare molte cose. Questa è la prima bozza, diciamo. Diciamo che ha bisogno di centrocampisti, che però ce ne sono pochi di forti. E andiamo così. Ok. Abbiamo Pintus in panca, Mito in panca. Ok, poi mettiamo capitano Gigione. Punizioni Verratti. Corta Insigne, spalla punizione, no Apicella, mettiamo Gagliardini e... no Marchisio, allora serve un cazzo, angolo sinistra Insigne, angolo destro Insigne, rigorista veneziano. Ok ragazzi, la squadra c'è. Meglio Pintus di Conti, aspettiamo, nel senso finché hanno gli stessi parametri aspetto. Ok, allora sti cazzo di gironi abbiamo detto, si sono usciti. Allora, Europa League, fase a gironi. Allora, gruppo F siamo con Siviglia, Lipsia e Standard Liegi, girone abbordabile, girone abbordabile. Nel Lazio, Ajax, Dinamo Kiev e Stella Rossa, girone duro per Tognin. Chelsea, Spaniol, Lokomotiv, Mosca, Vitesse. Anche, non mi ricordo che gioca il Lokomotiv, ma anche questo girone non facile. Everton, Hoffenheim, Bordeaux, Pacos de Ferreira. West Ham, Valencia, Krasnodar, Utrecht. Dortmund, Fenerbahce, PAOK, Ranger. Olympique Marseille, Medipol, Bexicar, Braga e Ghent. Milan, Feyenoord, Shakhtar e Ludogorets.
Bilbao, Nizza, AZ, Alkmaar, AEK Athene, Villarreal, Wolfsburg, Montpellier, Panathinaikos, Liverpool, Bologna, Sesca, Tondela, Tottenham, Galatasaray, Spartak e Storil. Ragazzi, girone abbordabile, ma stiamo calmi. Stiamo calmi. Vabbè, avanzamento, salta l'incontro. 0-0 col Brasile, va bene. Adesso abbiamo la Germania. E lo Schalke sarà in Champions a sto punto. Vediamo la Champions. Allora, vediamo se almeno in Champions. Vediamo. Fase a gironi. Gruppo A, PSG, Barcellona, Praga, Celtic. Il Celtic di Pardo. Madonna, che bel girone che si affronta Pardo. Bayern Monaco, Sporting, Fiorentina, Apol, Juve, Bayern, Dinamo, PSV, City, Zenit, Maribor, Porto, Roma, Hertha, Basilea, Real Madrid, Napoli, Benfica, Anderlecht, Besiktas, Monaco, Olympiacos, Sparta, Praga, Arsenal, Atletico, Olympique Lyonnais, Copenaghen e basta. Quindi lo Schalke non è da nessuna parte. Se ti vogliamo seguire, vecchio mio, dobbiamo vedere il campionato probabilmente. Vediamo il campionato, classifica. Lo Schalke è come noi, 7 punti. Vediamo se ha segnato qualcuno. Beh, mi sembra un po' impossibile che possa segnare, insomma, un difensore. Però bene. Vai. Andiamo avanti. Salta incontro. L'Italia vince la Germania. La squadra gira, La squadra gira. La squadra gira. Molto bene. Ragazzi, prima partita Venezia, Standard, Liegi. Prima partita di Europa League. Mamma mia, ragazzi, che emozione. Ciao Bartolucci. Attenzione, questa è veramente epica. Debutto in Europa League. Vediamo chi è in forma. Veneziano in forma. L'attacco in forma. Ma proprio adesso, porca puttana. Eyman fuori. Entra Cannistra. Alexandro non è in forma. Entra Mencarelli. Ok. Sì, l'attacco in forma, quindi teniamo sto modulo. Terence c'è. Micro. Zincaro in forma. Ara Moscoso. Niente, Gigi Palla, non c'è niente da fare. Sidotto è entrato veramente alla grande. John Grosso c'è, però teniamo una coppa centrale. Perfetto, si va contro lo Standard di Liegi. Ragazzi, qua bisogna assolutamente fare bene in un girone che Eyman definisce tosto. Io definisco abbordabile. Staremo a vedere. Solo il Siviglia ci può dar fastidio, ma le altre due a mio parere no. Speriamo, inizia. Qua si valuterà molto anche per la nazionale. Chi gioca bene in Europa avrà sicuramente qualche chance in più. Veneziano. Attenzione Nasdaq. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Ha provato l'azione individuale senza successo però. Adesso vediamo anche la stanchezza, ragazzi. Sarà un banco anche quello. Vuole la profondità. Qualcuno definisce Venezia una squadra corta. Può essere. Buon lancio. Ottimo disimpegno, fondamentale. Anche Michelotto definisce un girone tosto. Sono io ottimista, l'allenatore è ottimista. Questa è l'Europa League, è veramente bella. Apertura di gioco sul fronte opposto. Un onore per il Venezia, però ragazzi voglio un po' di grinta, cazzo, siamo in Europa League, Dio Cristo. Siamo in Europa League. Dai fiori, tutti quanti, belli grintosi, cacchio, come sempre. Dalla Serie B. B. Superare la difesa con questo pallone lungo. Prova a giocarla in avanti, ma non si è capito con il compagno qui. C'è la palla lunga in avanti. Prova a saltare il centrocampo. Occhio ragazzi. Partenza vai, molto raga, vai, cauta di tutte e due le squadre. Attenzione Sidoti. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Effettua un cross dalla tre quarti. Attenzione bellissimo per il Bode. Il Bode ci prova, perché se non è un super corridore. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Vuole la profondità. Occhio, bravissimo. Ancora Gervasi, esce bene, però la recupera ancora lo Standard. Cross deviato dal difensore, corner.
Sì, tutto esaurito il penso per una sfida veramente che non c'è mai stata nella storia del Venezia. Mito, bravissimo Mito che credo sia conquistato la nazionale. Pintus appoggia prova a lanciarla alta per Veneziano, sfondona perfetta del Cume, Candistrala da benissimo Veneziano. Sulla fascia, è libero. Però il Cume che crossa, no, cazzo. Attenzione, mamma mia, ci sarà rimessa laterale. È cominciato a venire un po' più tranquilla rispetto al solito. Vediamo se adesso il Bode! E invece il Bode come partito, assist perfetto di Candistrà. E il Bode timbra il primo gol della storia benissimo di testa in Europa. Mamma che soddisfazione per il Bode. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. Mamma mia ragazzi, mamma mia il Bode, guarda che belli, Candistrà, assist micidiale. Il Bode sta veramente giocando alla Cube se non meglio. Mamma mia il Bode, come è partito quest'anno. Come è partito il Bode, grandissimo. Si riparte dall'1-0. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. E come spesso è avvenuto nelle ultime settimane, sono andati in gol nella fase centrale del primo tempo. Mamma mia, che Bode, signori, che Bode. C'è un Bode disarmante, cazzo. Inizio disarmante per il Bode. E intercetta opportunamente, visto il Bode che forse l'azione senza Rocchi più tranquillo. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Saltelli segna Bodelli. Mamma mia ragazzi, il Bode veramente, ma guardate il Bode ragazzi, un Bode sontuoso. Candistrà grande assist ad allargare il gioco. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Bisogna vincere quelle in casa. Lancio lungo del portiere. Un sogno. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Far bene si può fare. Candistrà. Attenzione, lui Madonna, Candistrà quest'anno vuole rompere i coglioni, la polemica, perché si palla è sempre la giocata nello spazio. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Veneziano, è stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto. È partito un po' più lento dopo i 32 gol. Prova un traversone dalla tre quarti. Ancora Gervasi, sontuoso Gervasi per Terence. Sidoti. Attenzione, Candistrà, un tiro un po' difficile. Candistrà! Il divino Bodino, grande Micro. Micro che ha finito benissimo la stagione, adesso però è un po' bloccato. Insieme a Michelotto da Zincaro, che veramente prova la giocata nello spazio. Giocato da Dio Bode, vede effetto Serra. Terence. Si libera la grande. Qua Terence ha pronto veramente una giocata difficile. Attenzione Terence, peccato. Mamma mia. Ha paura lo Standard, ha paura, facciamo paura. Fa paura il Venezia, Terence, sono i suoi cross questi. Peccato. Attenzione la protesta di Chopin. Bella parata. Prova a verticalizzare. Ha proprio rubato il posto a tutti nella mediana. Ottimo il fraseggio. Bodi, come stiamo giocando però in Europa League. Bencarelli, Candistrà, mamma mia. La mette in avanti. Gioca il Venezia. E anche Bencarelli, ma la Candistrà. E conquista il pallone. Candistrà. Veneziano, Bencarelli, Pintus fuori. Primo tempo che finisce qui. Sono certo che saranno contenti della prestazione del primo tempo e del punteggio. Ora cercheranno di mantenere alto il ritmo per non dare agli avversari la possibilità di recuperare. 1-0 al termine di questa prima frazione. Vedremo se ci saranno margini di recupero nella ripresa. Molto bene premuto questo debutto europeo. Il Venezia deve scegliere che strategia adottare ora. Continuare a spingere e cercare un altro gol. Ancora Gervasi epico. Madonna, Gervasi lancia Terence. Sicuro non possono pensare solo a difendersi. Terence, ma cosa ha fatto il Gerva? Recupera Candistrà per pochissimo. Prova il filtrante. Bravissimo, ancora Gervasi. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Gervasi vuole offuscare anche il presidente. Gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Mito la tira su, poteva anche bloccarla. Mito vuole la profondità. Trappola del fuorigioco. Roba nostra. Questa potrebbe essere la strategia giusta. Mi dispiace anche le un bel lancio e un attaccante veloce possono scardinare qualsiasi difesa. Attenzione Terence. Sembra aver raggiunto ormai la maturità. Sì, ultimamente sta giocando davvero bene. E il bello, sai qual è?
è che le sue prestazioni migliorano partita dopo partita. Evidentemente ha preso anche lui fiducia nelle proprie possibilità e sa di poter avere un ruolo da protagonista in questo sport. Credo che questo ragazzo abbia un grande futuro davanti. Provano a ripartire da dietro. Bella apertura. Complimenti a Francesco. Niente da fare, non passa. Stiamo giocando bene di più. Non sta facendo un pressing asfissiato. Il Bode, Sidoti si lancia, Sidoti un terzino veramente forte. Veneziano, miracolo su Veneziano. Il Bode prova anche fortunato il Cubio in questo inizio. Basta un movimento, un passaggio riuscito. La partita di Chopin. Devono fare attenzione a non sbilanciarsi troppo. Stiamo giocando Terence. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Terence, Cannistra. È riuscito a passare. C'è vabbè, l'opportunità per Gervasi, ancora Gervasi, monumentale. Cannistra, qua la perde non benissimo. E l'arbitro assegna un calcio di punizione interessante. Buona la progressione a sinistra, ma non ci sono grandi spazi. Occhio. Ancora in mezzo. Gervasi. No, l'unico errore di Gervasi la paghiamo. Finisce in rete. Che schifo. Che schifo. Al primo errore la paghiamo con incredibile. Un Venezia a tratti spettacolare. Sono di nuovo in parità. Prende il pareggio. Sarà interessante vedere se manterranno lo slancio che li ha portati al gol. Entra Daniel per Terence. Riproviamo Alexandru. Veneziano che non mi sta piacendo, il Cuba non mi sta piacendo neanche in Europa in questo momento. Alexandrus fa il debutto anche in Europa League. Pazzesco, su dei punti bruttissimi per il girone, se non vinciamo una partita dominante. Palla in profondità sulla fascia. Cross verso il centro dell'area. Non ho parole, ragazzi, non ho parole. L'unico errore di Gervasi, che per carità qualche erroretto, cioè lui è quello bellissimo perché ogni tanto si specchia. Però Lungo pagando così. Vencarelli, ancora il posto! No, siamo sfigati, ragazzi. Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Non ho qui prestito. Ha colpito bene il pallone, il gol però non è arrivato. Neanche angolo, no! Ed è andato vicino a una nuova segnatura. Vabbè. Vederlo giocare è davvero un piacere per gli occhi. Un talento puro. Prova il passaggio lungo, la giocata però non gli riesce. Bene. Gervasi non gli do colpe, cioè perché è un errore grosso, però che sfiga. Gervasi ottima ancora. Pressione la sua, palla recuperata. Il Bode queste situazioni in cui c'è superiorità numerica, il Bode fa un gran numero, sta calmo Bode. Grandissimo il Duca. Il portiere si oppone. Ottimo disimpegno. Gervasi monumentale ancora. Un errore, cazzo, un errore. Cannistra, mamma mia che azione. Cannistra cerca di mettere un pallone interessante in aria. Il Bode, cosa ha fatto il Bode? Ma passa, l'avevo passata. E l'arbitro dice che non è fallo. Lungo passaggio in avanti. 2 punti persi, bruttissimi. Daniel Andrew, stiamo dominando letteralmente. Cannistra per il Bode, non ci arriva la palla, Ziccaro. Pazzesco. Ancora Cannistra, ha giocato una partita eccezionale. Cannistra, pazzesca partita rubata dallo Standard. La mette sulla fascia. Prova ad allargare sulla fascia, ma con scarsi risultati. Sembra esserci un cambio, vedo già un giocatore pronto a entrare a bordo campo. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Manca un minuto, è più bello vincerle adesso. Ziccaro gioca la facile su Alexandru, cazzo, sul rumeno. Intercetta e sbaglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Recupera, 2 di recupero. Attenzione, ultima chance, forse bellissimo quel Bode. Cerca di bravissimo, Cannistra, ti prego Bode. Ci prova. No. Ci sono andati vicini, ultima azione della partita, non c'è più tempo.
Finisce qui. Non sembrano troppo soddisfatti di questo risultato. Volevano una vittoria anche per allentare la pressione e per rendere in discesa la strada futura. Beh, Fabio, sicuramente entrambe le squadre speravano di inaugurare il torneo con una vittoria, ma questo pareggio tutto sommato accontenta tutti. Le chance di proseguire nella competizione sono ancora in... Apicella, grazie. No, vabbè, Apicella, non so che dire, anche su un pareggio così. La Dinamo Kiev vince comunque. La Dinamo Kiev vince, ma 2 punti buttati. Forse non li meritiamo, Api. Troppo buono il presidente, sì. Cosa abbiamo buttato? Cosa abbiamo buttato? Puttana troia. Torino-Venezia con veramente l'angoscia nel cuore. Dio santo, ce l'ho qua sto gol mangiato, ce l'ho qua perché erano 3 punti fondamentali. Niente, il Cume ancora non c'è, non c'è niente da fare. Il Cume non riesce a trovare pace quest'anno. Momento difficile per Veneziano dopo i 32 gol dell'anno scorso. Adesso chi gioca, chi in più, vedi ragazzi, io sono onesto, chi gioca meglio deve giocare. Proprio quest'anno che abbiamo Rocco in prestito, incredibile. Giangrosso prende il posto del presidente che troppo lavoro a Dubai l'ha stancato forse. Zincaro ancora in forma, non si può togliere. Però, scusa Eyman, sai che non sei in discussione, però Cannistrà merita un'altra partita. Quintus capitano. Però sta ancora... no, bisogna mettere Alamos, era capitano. Dai, voglio responsabilizzare Alexandro, dai. Male però, male, veneziano, Vai. Un caloroso benvenuto a tutti. Rocco, presidente, è in prestito. Rocco in prestito, però forse è stato un errore questo, Torino e Venezia. Un saluto a tutti da parte di Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Lo ammetto, ciao Fabio, un saluto a tutti. Ho dato troppa fiducia a Veneziano che c'è da solo far tutto, invece si sta la stagione iniziata male da parte ci mette il fisico e conquista il pallone. E con Young. Dopo ti guardo, amore mio. Entrambe le squadre sono imbattute al momento. Vediamo il rumeno, capitano. Cannistrà. Pallo! Azione fallosa, nessun dubbio. Alexandru polemico. Non riesco a bussare a palla un sorriso, Alexandru. Mi dispiace perché gli voglio bene. Il Bode. Madonna, il Bode. Sono stati sfortunati. Dai Alex, hai fatto 2 assist sontuosi, cazzo. Non ti voglio triste. Baselli. Ok. Dai ragazzi, fuori. Il Bode però subito un missile che è parato però. Che grande parata. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata distinto questa. Agi per il mister di polemica. Attenzione, Cannistrà. Canestro di testa. Zincaro l'appoggiano, non ci riesce purtroppo. Arriva Alamos di gran carriera. Il cavaliere dell'Apocalisse. Mancherelli, geometra che non è più tanto geometra. Il Bode. Cannistrà. Spinta della difesa. E Cannistrà che ha portato un numero forse un po' troppo elevato da così vicino. Ci mette il piede e conquista il pallone. Ma dov'è il fallo? No, vabbè, non ha dubbi l'arbitro. No, è vergognoso, c'è il presidente adesso a fare bella figura, cazzo, che ci ha forse dato un bonus che non meritavamo. Il Torino ha fornito una prestazione maiuscola nella scorsa partita, soprattutto grazie al proprio tecnico. Un po' lento il Bode, si cazza, eccolo qua il Bode. Capolavoro tattico. Sì, ha preso delle decisioni che nessuno si aspettava, è stato molto coraggioso e il suo coraggio alla fine ha pagato. Occhio.
Mamma mia, bellissimo sul tiro. E sfortunati qui, va fuori di un soffio. L'arbitro lo chiama cartellino giallo. Si è ricordato ha morito il vantaggio, Bode, dai. Bode ha morito. Ancora rinvio errato, ha ragione Terence. Vinto fa dei rinvii di merda. Cannistra il Bode. È riuscito a il Bode, passare. anche di velocità il Bode, oltre che di potenza, ancora il Bode. Il Bode è partito troppo forte quest'anno. Beccarelli. Bell'intervento. Beccarelli le prova a mettere, peccato. Ottimo disimpegno, la spazza via. Provano a ripartire da dietro. Baselli. Baselli, sto cazzo. Non ti convocherò mai Baselli. Cerca la profondità, cerca spazio. Prova la giocata di misura. Situazione. Bravissimo. L'arbitro non ha dubbi. Calcio di punizione. No, hanno fischiato un fallo al grosso che non esiste. E qui forse poteva anche tirare fuori il cartellino. No, sto giocando bene poi, solo che Cannistra in un momento di forma importante. No! Palla La salva in out, ci sarà rimessa laterale. Sidoti. Zincaro. Niang. Giocando adesso non benissimo. Grosso recupera. Prova la giocata nello attenzione. spazio. E c'è il gol del Torino. Errore di Sidoti, gol del Torino. Era difficile fare meglio. Gol un tiro di Niang, perfetto. segnato, ragazzi, ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Va bene. Niang realizza il quarto gol stagionale. Vai. Si riparte dall'1-0. Ora avranno sicuramente meno pressione addosso, ma devono continuare a Alessandro, lottare. bravo adesso. Siamo su... No, vabbè, c'è una parola. E sarà rimessa con le mani. Vediamo dopo cosa ha fatto Tognini in Europa League, perché insomma ci teniamo. Yoga Bonito era una stella in B. Brutto gol subito, ragazzi, occasione del presidente di tutti voi. Il Bode. No, Bode no, di là. Baselli. Abbiamo attaccanti qui passaggi. Il Bode che è forte sui passaggi. Però ogni tanto ci perdiamo. La Fria qua. Siamo un po' demoralizzati, ragazzi. Sto gol ci ha un po' buttato giù. Terence. Cerca quella cazzo di mezza costante, bravo Bode qua, lo sapevo. Agi è una sfiga sui rimpalli. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Iago Falche vuole la profondità. Sulla fascia, è libero. Sidoti. Terence, vai Terence. Cerca spazio. Il Bode. E poi vediamo che come giocano le classifiche assist e gol per vedere chi convocare in nazionale. Terence. Palla verso il centro dell'area. E toglie la palla dalla zona rossa. Dai, raga, dai, madonna che male che stiamo giocando adesso. Yaech. Bravo Beccarelli con un po' di fortuna. E con Niang. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Brutto fallo di Terence. La munizione però. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino. Giallo. Troppo in ritardo Terence. I compagni preoccupati vanno a verificare le sue condizioni. Dentro Veneziano, qualcuno invoca Veneziano. Il campione di 32 gol che si è un po' perso. Yaech. No. Non mi aspettavo che calciasse da così lontano. Ci è mancato davvero poco. Madonna, Vito. Ma che cazzo ha? Mamma mia, oh. Terence. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Può essere che la squadra è stanca. E fuori, ci sarà rimessa laterale. Ok, sì, ci vuole tempo, ragazzi. Forse sono io, sono un mister troppo pretenzioso. Palla larga in profondità. Sidoti il Bode! No, bel tiro! sono le azioni del recupero del Bode. Si chiude il primo tempo. Hanno giocato complessivamente bene, ma sono mancati in fase realizzativa. Sono sicuro che nel secondo tempo faranno di tutto per recuperare. Un po' così. Però l'occasione c'è stata adesso. Iniziano i secondi 45 Bravissimo minuti. Alessandro, fa la cosa giusta al momento giusto. Il Venezia adesso non deve farsi prendere dal nervosismo e cedere alla tentazione di gettarsi in mezzo per Terence, facendo saltare tutti gli equilibri. C'è ancora tutto il secondo tempo davanti per ribaltare il risultato. No, nel periodo non è no, siamo a 7 punti in 3 partite. Vittoria, pareggio in Europa League che strameritavamo la vittoria, quello c'è prova a verticalizzare.
Baselli. Bravissimo Bode, Alexandro, fa quello che vuole. Prova il filtrante. Ecco bravissimo. Il tiro. Non ci credo, Terence. Attenzione, respinta. Grandissimo Terence, se si dava di tacco nel gol del millennio. E raggiungono il pareggio, si ricomincia da capo. Mamma mia, se Cosa Terence pensi di segnava questa di situazione? tacco. Era fin troppo facile, no? Male la pareggio. difesa. Non puoi concedere occasioni del genere all'avversario. Devono E fare più pareggio. attenzione. E pareggio di non possono lasciarli Terence. arrivare a un passo dalla porta. Pareggio di Terenzino. Mamma mia, Terence. Sì, però non lo Si riparte di nuovo in parità. Sono di nuovo in Ora parità. Giamaica non c'è, ma c'è. Sarà interessante vedere se manterranno lo slancio che li ha portati al gol. Giangrosso. Cerca spazio. Alamos vede il Bode. Cannistra. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Dai ragazzuoli, dai. De Silvestri. Sì, Terence quando in forma è qualcosa di illegale in 12.000 stati. Soltanto rimessa laterale qui. Il presidente di casa. Sono tranquillo quando il presidente Un culo. mi scrive queste cose. Terence Prova la però giocata madonna cosa dal Bode. Il Bode può fare quello che vuole. Bode, qualcuno in mezzo, ti prego. C'è qualcuno? C'è Romero. La difesa non si fa cogliere impreparata. Che sfiga il nostro Romero, che lo sento poco e mi dispiace. Alex. Bravissimo. Cannistra. Ottima L'ha la presa a caso. Sicuramente L'ha presa non a una parata caso. semplice. No, ho sbagliato io, scusate. Sceglie di battere corto. Scusate, ogni tanto mi capita nella velocità. Yajic recupera un buon pallone. Il Bode manco fosse un recupera difensore. ancora il Bode. La generosità che ha mostrato anche in questo No, occasione Alamos cosa ha dimostra che è un sbagliato. attaccante davvero Ancora ci completo. stiamo mangiando, ragazzi. E intercetta Che opportunamente. giochiamo da visto Dio, che non riusciamo a l'azione segnare. era pericolosa. Tocco preciso. Alamos. Cross in arrivo. Il Pallone verso l'area di rigore, la partita, ma nessuno è purtroppo riuscito ad non c'è in arrivare. questo momento. Niang schiaccia il piede sull'acceleratore. Si avvicina alla porta. Giangrosso, Occasione per il Niang, contropiede. bravissimo Sidoti che recupera il gol. Vedo che la difesa non un sale po' più, sbagliato non sul gol punta sul Alexandro. fuorigioco. E vogliono Alexandro. proteggersi dalle imbucate. Non Bravissimo Alexandro per il Sanno che gli Bode. avversari sono bravissimi Non ne negli gira uno, non ne inserimenti gira e uno. preferiscono Signori, affrontarli con deve entrare prudenza. Evidentemente la tattica è questa. Ecco, ma Deve la entrare tattica giusta, gravità secondo te fanno bene zero. o fanno male? Vediamo Guarda Fabio, se ogni gravità strategia zero. ha dei pro e dei contro, non si può fare un discorso Cannistra è assoluto. morto, Ma Cannistra è considerando morto, l'abilità di questa entra squadra nel gioco Pole in Mangai. profondità, credo abbiano ragione. Con questi non puoi Entra correre Pole rischi, Mangai, si che muovono Beccarelli è benissimo molto senza palla stanco. e arrivano in porta in un attimo. Rischiamola, mettiamo Gigi Palla, lasciamo Alexandro qua e vediamo Gigi Palla con 2 trequartisti. Dai, proviamoci. Lungo passaggio in avanti. Abbiamo su piedi si spinge in avanti fatta. sulla destra. Niang cerca il cross in mezzo. Non ridiamo, no, non la Colpisce mette! di testa. È Mito. arrivato bene sul cross. Conclusione così per la verità. Stiamo giocando bene, stiamo giocando Costa da da tre Dio, quarti manca sono solo il gol. difficili da Vediamo adesso controllare. gravità Si è zero. È mosso entrato molto lui. bene e ha effettuato una buona conclusione. È entrato gravità zero. Mito. Ma che cazzo è? Niente, Mito ha il difetto dei piedi purtroppo. Terence la recupera da grande, vai Terence, Cerca la vai sponda, palla al Terence. piede. Vuole Terence la imbuca il Cume. Il Intervento Cume. al limite. Pronto il tiro perché Non era gli è troppo sembrato indietro. Il Cume non regolare. ha mai fatto sti errori, cazzo. La fria qua. Heyman. Che meritiamo la vittoria, puttana miseria. Baselli. La fria qua. Heyman prova a recuperarlo, dai, Bella sei rete appena di entrato, passaggi. cazzo. Giangrosso non la recupera. Sarebbe bello che si svegliasse Palla, un Yajic. giocatore che ci credevo tantissimo in Gigi Palla. Cerca Il spazio. Romeno, bravissimo, Romeno per Veneziano. Veneziano cambia gioco per Terence. Terence è sublime, monumentale, mostruoso. Heyman. Colpisce il pallone. Heyman ha dato troppo su. Ma doveva metterla dentro qui. Ecco che provano dall'altra parte. Il Cume, grazie Heyman per la Ottima fiducia. pressione la Terence. sua. Palla Veneziano. Gigi Palla. Gigione Palla L'appoggio per sulla Alamos. fascia. Il Palla Romeno in ancora per profondità sulla Alamos. fascia. Alamos C'è il va cross. in mezzo. Veneziano. Vai. Heyman! Sono stati graziati dopo aver perso palla in maniera incredibile. Dio Cristo, Heyman era il gol dell'universo.
Mamma mia, come stiamo giocando bene però, ragazzi. Se giochiamo così vinciamo qualcosa quest'anno. Il Cube si sbilancia. Il Cube si sbilancia. Se continuiamo così vinciamo regolare, qualcosa. dunque calcio di punizione. Mamma mia, Eyman. Sulla destra. Sidoti deve buttarla su. L'idea era buona, ma non è tutti riuscito i a trovare il box. compagno Veneziano giusto. dorme. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Nazionale, cazzo. Mancano pochi secondi alla fine. Ecco la testa calda, eccolo qua. Ottiene un buon calcio di punizione. L'arbitro gli si avvicina. Può starci il cartellino che infatti dopo arriva. la partita 2. Il Venezia ora ha 3 il grande limite di Veneziano. Il portiere la calcia lontano. Eyman. Niang. Attenzione Zincaro, cosa ha fatto? Dai Veneziano. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Come un pachiderma in campo. Un culo. 32 gol di Veneziano. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida. Triplice fischio dell'arbitro. Unico vero vincitore, l'equilibrio. Questa roba, nuovo sponsor, che finisce in pari, benvenuto Alessio ovviamente. Pizzella. Sentiremo Oddio, poi in settimana cosa, nelle interviste se i due tecnici saranno rimasti soddisfatti della prestazione e del risultato. A entrambe le non so squadre questa cosa, Api, cosa vuol dire? Secondo le loro possibilità di questo momento. Non lo so, ragazzi, scusate la mia ignoranza, ma non lo so. Api ha fatto una cosa che non si sa. Comunque siamo terzi, incredibile, a 2 punti. Stiamo giocando da Dio. Stiamo giocando da Dio. Ma quindi Api cosa vuol dire questo sponsor? Non mi ha capito io, presidente. Ormai veramente è padrone del canale insieme ad Eyman ormai. Cioè ormai il canale è più loro che mio. Mencarelli sta giocando bene. No, ma che 1000 euro. Spero di no, perché sennò è pazzo. Ok. Api. Pazzo scatenato, Api. Vabbè, tanto non vedo nessuno, quindi... Pizzella fa ste cose, Api. Andiamo ad Empoli adesso. Cominciamo facile, quindi saranno tutte alla fine le più difficili. Non ho parole, Api, non so cosa dire, presidente. Forse perché stiamo giocando bene, perché stiamo giocando veramente un calcio devastante. Non lo so. Grazie, Api. Presidente, spiegaci. Ok, andiamo ad Empoli con Veneziano ancora fuori forma. E Mencarelli ancora così. Pintus fuori forma tantissimo. Entra Aramos e da sta parte mettiamo Alerek. Niente, il Cume purtroppo finché non segna il Cume sta in panca, cioè finché non lo vedo reagire con la forma. Entra Mencarelli. Alexandro, delle belle chance Alexandro, deve sfruttare il momento Alexandro. Ok, Gigi Palla hanno venuto al secondo tempo, però Zincaro sempre in forma. Diamo un turno di riposo a Zincaro, mettiamo Michelotto perché sennò anche lui non sfrutta la sua forma. Michelotto anche lui è così, ma purtroppo Michelotto sta bruciando in panchina ormai. Grazie Api. Sei... Che altro dire, Api? Sei qualcosa che va al di là. Benvenuti a ma come tutti, cioè, non è che Api lo considero meglio perché questa cosa. Cioè, Eyman fa i video, Api il presidente, Agi fa i trofei, Michelotto le foto, tutti quanti sono pronti a raccontarvi le grandi emozioni di questa sfida. Ciao Fabio, un saluto a tutti. Non vedo l'ora di vivere questa partita con voi. Vai ragazzi. Vabbè, solo bisogno di sentire Agi un po' più presente. Mi basterebbe sentire Agi per essere più tranquillo. Con Eyman. Dai ragazzi, bisogna vincere Empoli, assolutamente. Sì, è chiaro che per una squadra neopromossa il primo obiettivo è sempre raggiungere la salvezza. Arrivare a quei famigerati 40 punti che poi ti permettono di affrontare il resto della stagione con tranquillità ed entusiasmo. Ottimo il fraseggio. Prova il filtrante. Si libera la grande. Occhio. Prova la giocata. Bruttissimo. Salvataggio scandaloso di Aramos.
Eccolo qua, Alessandro, devo sentirti, bisogna sentirti. Hanno perché iniziato con il piglio giusto, ma devono sfruttare meglio questa opportunità. Sentirti non polemico, però un po' dispiaciuto. E adesso ha tante occasioni da trequartista, sta giocando bene, assist, tiri. L'Empoli ha pareggiato nell'ultimo combattutissimo derby, vediamo se oggi riuscirà a ottenere un non c'è che per Michelotto in panca ormai da mesi. Vamos. Agi appoggia il pallone largo con eleganza. Agi, peccato. Fa male vedere il Cume così messo male, cioè così fuori forma. Il Venezia non è riuscito a fare bruttissimo, nemmeno un tiro un grandissimo mito. È stato splendido l'intervento del portiere. Beh, qui il portiere ha tirato giù la sala cinesca. 4,99. Picciolo. Cosa sta? Il presidente dei record. A Picella ci dovrà anche spiegare gli obiettivi stagionali, però, perché non occhio al traversone. Attenzione, gol! Gol dell'Empoli, porco due! Siamo incoglioniti sulle palle alte, madonna, siamo deficienti. È intervenuto molto bene sul cross, grande colpo di testa. Dai, ma come si fa, cazzo? La combinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. Cedlizze. Porca miseria, che gol che abbiamo preso da polli proprio. Si riparte dall'1-0. Si sono impegnati e hanno trovato il vantaggio. Ora devono evitare la rimonta degli avversari. Europa League, Coppa Italia e Europa e campionato. È davvero una bella serie di passaggi questa. Porca miseria, ma non si può prendere sti gol però. Cerca spazio. Attenzione, ancora imbucata dell'Empoli, dormiamo. Tiro da dimenticare. C'era quasi, ma poi qualcosa è andato storto. 5 tiri a 0, ancora qua, Vito sbaglia ancora. La Picella recupera, il presidente la perde che il presidente. C'è fallo. E l'arbitro facendo che il fallo è avvenuto fuori area, solo punizione. Espulso. No, ha morito Gervasi, meno male. Anche la sanzione, cartellino giallo per lui. Si sono ritrovati in una situazione estremamente spinosa dove commettere fallo era l'unica scelta possibile. Il problema però, Fabio, sta a monte. È che una difesa, se gioca bene, in modo organizzato, non arriva a questo punto. Non è costretta a commettere questo tipo di falli. Vito. Tira su. Adesso lo fa giusto il mio. Il Bode sbaglia di testa. Micedlizze è arrivato sul pallone, ma non riesce a metterla dentro. Il Bode. Recupera il Bode, li perdiamo. Micedlizze vuole il ragazzi, lancio filtrante. No, mi torno ad uscire. Può andare, può provare. Mamma mia. Bel pallone filtrante, è riuscito però a concretizzare. Ha dimostrato una grande visione Europa di League. gioco. Un passaggio fatto con il contagiri. Non è andato lontano dalla rete. Vederlo giocare è davvero un piacere per gli occhi. Un talento puro. Che vuole portare il Venezia a vincere tutto un giorno. Per adesso sono un sogno. laterale qui. Però intanto siamo in Europa. Bencarelli. Cerca la profondità. Alessandro, vai Agi. Illuminaci. Il Bode, proprio una cosa impossibile. Palla che scivola via oltre la linea. Sarà rimessa dal fondo. Ciao Ale, ciao caro, ciao Tognino, ciao. La butta in mezzo. Micedlizze. No, Micedlizze è devastante. Donnarumma. Grande occasione. No. Supera la linea, gol! E questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. 2-0. E si riparte da un netto 2-0. Sull'1-0 la partita era apertissima. Ora possono permettersi di controllarla. Lungo passaggio in avanti. Gervasi, prova a giocarla dentro dalla distanza. Bravissimo Mito, bravissimo adesso, dai. Ottimo intervento di copertura. No, dove va? Basta però con questi errori. Mito si salva. Raga, basta adesso però.
capito che siamo forti, ho capito che il presidente è buono, ma basta. Intervento davvero provvidenziale. Riceve il passaggio e passa. Niente, non ci siamo, non esistiamo. La Picella sale. Palla fuori, sarà il portiere. Serve gravità zero a mio parere. Non perché sono il presidente, il giocatore e l'allenatore, però serve una scossa. Serve una scossa. No, se quasi qua sbaglia. La difesa non c'è più. Cerca di servire il compagno in avanti. Letteralmente affondato in area di rigore. Vediamo che succede. L'arbitro indica chiaramente il dischetto. Ci sarà il tiro dagli 11 metri. Alamos ammonito. Dai Mito, il primo rigore parato. Dai Mito. Non sbaglia. Vantaggio che diventa pesante. Nonostante la pressione è stato perfetto e non ha sbagliato. Il portiere non ci è andato nemmeno vicino. 3-0 a Empoli, un ottimo rigore. 3-0 dunque. Prova la sarà giocata quasi nello impossibile spazio. ribaltarla, ci proveremo. Terence! Non è fallo questo, Sono ma vai a finiti i pari. 45 minuti, squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso. E ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di Adesso più. entra gravità zero la ribalta. Adesso entro e spacco fuori tutto. Preparatevi ragazzi, sono rotti i coglioni. Ciao Vittorio Greco. Vai. Entra gravità zero. L'arbitro fischia l'inizio della seconda frazione di primo gioco. gol stagionale, poi basta, poi baratro. Il Venezia mette in campo Per un una uomo da formazione 32 diversa gol nel stagionali, secondo tempo. Vediamo se questo basterà per tornare Capo in carriere carreggiata. dell'Alpi, a Picella. Prova a scuotere la squadra anche a Picella, ma la squadra non c'è. Bella rete di passaggi. Si libera la grande. Prova il filtrante. Terence. E intercetta opportunamente, visto che Oh, l'azione era dai, pericolosa. sveglia però. Dunque, rimessa laterale. Terence, bravo Terence, Prova a da sempre verticalizzare. sempre positivo Terence, Alessandro. Micro, Cerca spazio. il Cume. Niente da fare, no, non passa. malissimo. Passaggio in avanti. Come cosa ha fatto? Sto estate. Quando E te le ha trova il trombate, compagno. cazzo, Ale che Se arriva ne in va. ritardo. Prova il tiro. E c'è 4-0, la peggior gol. sconfitta della storia del Venezia. Del Venezia di Api. È una partita Dell'era da Api. incubo per La i loro peggior avversari. sconfitta dell'era Api. Grande azione, tutta la squadra si è mossa perfettamente, con i tempi Molto giusti. bene, Ha quante cose sfruttato nella ci maniera devasta a migliore livello questo di morale, contropiede. lo dico già. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Ci siamo L'arbitro lo richiama in gasati, modo ci siamo deciso. gasati. Ancora una scorrettezza, gli mostrerà Ah. il cartellino. Dovrà fare molta attenzione d'ora in avanti. La partita è ancora lunga Stiamo e l'arbitro lo tiene d'occhio. mezza. Non ne stiamo azzeccando mezza. Io non dico altro. Questa è una sconfitta che ci deve far riflettere. Micro recupera. Veneziano. Eyman, Veneziano. Il rumeno purtroppo non riesce a passarla ancora Eyman. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Prova a metterla subito in aria. Arriva la prima sconfitta stagionale del Prova a scavalcare il centrocampo attenzione con il ancora, passaggio. basta! Ci E prova. sono Ha 5, segnato. basta! Ma basta, per piacere! Sì Fabio, e da quello che vedo potrebbe non essere l'ultimo. Micro si incazza, non lo so. Io rido per non piangere, ma siamo vergognosi. Vedo Il un peggior movimento a bordo sconfitta campo. dell'era Api e dell'era Sì, Veneziana. ci sarà dunque un cambio fra qualche istante. Il durerà risultato ancora ormai un'oretta, assolutamente penso, dai, impossibile da dai. ribaltare. Veneziano, fallaccio sul culo, Palla larga in fischiato, profondità. Alamo, ve lo salviamo l'onore. Terence fuori. No, calcio d'angolo. Sì, che vergogna, sì. Il presidente sarà leggermente furioso. L'arbitro lo chiama, cartellino giallo. Si è ricordato nonostante il vantaggio, bravo. Facciamo due cambi almeno. Mettiamo Michelotto, così fa il debutto stagionale. Anzi no, ha fatto quello Verona qualche minuto. E a sto punto mettiamo Gigi Palla per Eyman. Disastro proprio però. Ok presidente, però per sconfitte così lo sai meglio di me che non fa bene al morale. C'è la palla lunga in avanti. Vediamo se solo l'incidente di percorso. Veneziano. Ottima incursione per l'ombra il di se centrale, stesso. ma è da solo. L'ombra di se stesso. Ottimo intervento. No, Fallo, nessun dubbio. L'arbitro è stato chiaro.
Questo è l'ultimo avvertimento, o la smette o si becca il cartellino. L'arbitro l'ha guardato e gli ha fatto capire che al prossimo fallo non sarà perdonato. E penso che anche l'allenatore dovrebbe parlargli, cercare di farlo ragionare, perché rischia di beccarsi un cartellino se continua la Romania è un popolo orgoglioso, sono gli ultimi ad arrendersi. Terence, effetto Serra, l'ha provato. Niente di fatto, però non mollano. Sanno anche loro che l'unico modo per riaprire la gara è provare a tirare in porta. Sì, questo è pesante più che altro perché contro l'Empoli, una neopromossa, è quello che fa male, cazzo. L'altro anno non abbiamo mai perso così. Michelotto, Maurizio, vai Michelotto. Prova la giocata nello spazio. Michelotto deve riconquistarsi, Gulliver deve riconquistarsi veramente il trono di mediano del Venezia, che purtroppo ha perso, non è neanche abbastanza. Palla in avanti, verso clamorosa da Zincaro, che ormai è diventato un fenomeno. Prova il filtrante. Anche se oggi di fenomeni ne vedo ben pochi. Gigi Palla, un ectoplasma. Io non capisco Gigi Palla, dai. Cioè, è un giocatore su cui puntavo veramente tanto, come vice Eyman, ma che se la giocavano di brutto. Aveva tutto per sfondare, tutto. Invece fisico, velocità, era bravo in tutto. L'orologio segna gli ultimi 10 minuti. Fa nulla. Se il risultato non cambia, potranno festeggiare la prima vittoria in campionato. Penso la prima vittoria in campionato. Questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Io spero che non sia una squadra che si senta forse arrivata. Cerca la profondità. Non siamo da nessuna parte, purtroppo. Il Cubero da Gigi Palla. Gigi ancora. La mette in avanti. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino. Giallo, è giallo. Il Venezia ora ha 3 giocatori ammoniti. Siamo veramente demoralizzati. La Picella. Errore di Alerek. Vuole tirare. Salva Gervasi. Terence. Almeno il gol della bandiera, neanche quello di Michelotto. Maurizio il pallone Michelotto. È sulla sinistra, ora cosa succederà? Michelotto da veneziano, che da Gigi Palla, l'ectoplasma, tango. Fallo è anche piuttosto evidente per la verità. L'arbitro gli si avvicina, può starci il cartellino che infatti arriva. Ciao Beccarelli, bravo. L'Empoli ha adesso 2 giocatori ammoniti in questa gara. Gigi Palla prova a Capita metterla a volte in di mezzo. perdere la testa e di commettere falli come questo, che sono inutili e dannosi. Vergognoso Venezia, vergognoso. Vergognoso Venezia quest'oggi, Ecco la lavagna luminosa. 4 minuti di recupero. Veneziano ancora nulla. Gigi Palla, Gigi Intervento dalla al limite, Romero, ma mi è sembrato regolare. Passarla, ma Michelotto la recupera bene, che dopo fa un passaggio. Decide di sfruttare la fascia. Incredibile, Palla. Cerca il passaggio profondo. E la difesa se la cava con grande mestiere. Michelotto, 5-0. Bravi. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Oggi non sono stati certamente fortunati, è vero, però ci sono anche delle colpe sulle quali dovranno riflettere. Oggi hanno subito una dura lezione. Speriamo almeno ne facciano tesoro in vista dei prossimi chiudono impegni. male purtroppo. 5 tutti. Siamo giunti però, al termine di questa disastro. bella serata di calcio. Un saluto da Fabio Cheressa Disastro e Luca assoluto. Marchegiani. Sprofondiamo in classifica al 7° posto con questa sconfitta. Mamma mia. Vabbè. Adesso purtroppo abbiamo anche l'Europa League. Speriamo di avere il Siviglia, perché se no, se c'è il Siviglia dopo sta partita è veramente la disastro. Eccolo qua. Siviglia anche, ciao. Questa è durissima. Benissimo. Bene, è aumentato Alessandro, perfetto. Oh, Veneziano torna in forma. Alleluia. Niente, Paul Heyman non vuole giocare in Europa League. È ufficiale. Beccarelli. Così, stavolta dobbiamo giocare senza il Bode. Con Veneziano da punta unica, che dove rende di più. Entra Alex Beccarelli, è inamovibile in questo momento. È una squadra tutta molto in forma, comunque. Heyman non vuole la coppa invece, chissà perché.
Debutto di Xhaka in Europa League con un mito che, insomma, 5 bombe ha preso. Pinto Sidoti, Michelotto un po' sfortunato, solo Alexandro della parte avanti messo male, però andiamo. Dimmi Api, non vado avanti, dimmi Api. Benvenuti a tutti i telespettatori che assisteranno a questo incontro. Ci siamo quasi, io mando tra un poco messaggio. inizierà la partita. La partita di oggi è tra Siviglia e Venezia. Io sono Fabio Caressa e qui con me c'è Luca Marchegiani. Ciao Fabio, un saluto a tutti. Non vedo l'ora di vivere questa partita con voi. Vabbè, vogliamo la reazione al Sanchez Picuan. Vai, battiamo Vincenzino con Eyman che purtroppo, bravo Terence, Tutto purtroppo pronto? Eyman La sfida può avere inizio. che Eyman non l'ama molto. Veneziano subito, Veneziano vuole farsi perdonare un inizio a dir poco disastroso. Cerca la gran conclusione. Madonna, il Cume da fermo. Il Cume, attenzione, eccolo qua la sfida del Cume, guarda la curva del Siviglia e gli ha fatto la mano 3 gol oggi. Vediamo se sarà così. Ecco Apicella che è sponsor, Madonna. Apicella va contro anche se stesso, però Veneziano ha fatto la mano 3. Ai quando Veneziano fa così so cazzi, di solito. Vediamo un po' a sfida, guardate le immagini. Veneziano con la mano 3 alla curva del Siviglia. Vediamo che sarebbe fatto lui o se ha ragione lui. Bella rete di passaggi. Vediamo. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Ha la possibilità Vediamo di andare verso la contro se porta. stesso donando Si ancora libera la grande. sulla fiducia, prima di tutto lo prendiamo. E c'è il gol del Siviglia. Ma Arriva così il dai! gol del vantaggio. Presidente, basta donare per adesso. Ottimo colpo di testa. Se Questo è un dobbiamo colpo di giocare testa così, da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto riposati con e il pallone tinteli per quando preciso. Niente da piuttosto fare per il tinteli per portiere. quando ci siano tempi migliori. E passano in Non meritiamo un vantaggio. cazzo. Sono partiti fortissimo. Non meritiamo un cazzo. Mette in Vencarelli, mezzo il traversone. Canistra, Occasione gol! della rete. Subito gol, Il Canistra. pallone dentro. Canistra. Una grande reazione. 1-1. Ora la partita si fa ancora più interessante. Bravo Canistra. Grande stagione, tutto Era bene al posto Canistra. giusto, Dai, al momento subito, giusto. non anche vedere un cazzo. Grande Dai. fiuto del gol in questa azione. Ma che errore la difesa. Dai. Si riparte. Veneziano ne ha Di nuovo promessi in 3. parità. Si sono Veneziano. fatti cogliere in un momento di distrazione. C'è Fallo sul Cume però. Il Cume no. Eccola qua. Se il Cume tiro. Cazzo, Brutto sembra brutto. l'intervento. Adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Questa è brutta, speriamo bene, non l'ho vista bella però. I giocatori non sembrano buone e probabilmente Il Cume rotto, sarebbe grave, Canistra. Da lì potrebbe anche trovare la porta. Canistra, È stato splendido il portiere. Bisogna e ha capire detto il di Cume no. come sta però. Ha colpito bene la palla, ma il portiere ha risposto veramente alla grande. Scrivete Canistra, gol europeo e assist. Vuole la profondità. Però non mi è piaciuto come è caduto a Venezia. Riceve un pallone interessante. Stagione da dimenticare Ci per mette il Veneziano. fisico Veneziano e ritorna in conquista il campo, pallone. vediamo. Canistra ancora magico, Canistra giocando da Dio. Alexandro. Ottima progressione, palla al piede. Peccato. Jesus Navas. Occasione per il contropiede. Dai, veloce, Veneziano ne ha promessi 3 che si sia mezzo rotto. Canistra ancora, Canistra. Vuole rubare il posto a Cerca Eyman, è spazio. ufficiale. Veneziano, Se ne va. incrociare. Madonna che gol! E il Sacca, un gol importantissimo. Non esulta neanche. Sono Va sulla di curva del nuovo in Siviglia. vantaggio. 1. È andato fino in fondo ed è stato Uno. freddissimo sotto porta. 1. Questo è un Eurogol, E signori. passano 1. in vantaggio. Ho ma è spaccato la la porta, squadra cazzo, il quando la portiere. squadra ha 1. Non bisogno, ne esulta lui neanche, c'è. non me ne frega niente. Non me ne frega niente. Palla larga L'ultimo l'ha in pubblicato, profondità. il Gazzetta dello Sport, è tutto sport. Adesso vediamo chi è il più forte. Dai, Cerca l'uomo là davanti. Veneziano. Punta la difesa a Veneziano. tutta velocità. Veneziano la dà molto bene a Vencarelli. Ottimo intervento. Terence non la prende purtroppo. Vanega. E vaffanculo, segnato. Cerca la profondità sulla fascia. Che ho ammazzato il portiere. porca miseria. Ha spazio sulla fascia. Dai, cazzo, che siamo il Venezia. Prova
Alessandro la Navas. recupera alla grande, bravissimo rumeno. Jesus Navas. Veneziano, Ha perfetto, visto facciamo partire il della pallone, si squadra, è proposto anche Beccarelli. bene, Il ma geometra poi che non sta è riuscito a fare diventando niente. ingegnere. Pallone morbido verso Cosa la ha fascia. fatto il Menca? La difesa se la cava con grande mestiere. Beccarelli. Ci mette il fisico e Fallaccio, conquista il bene, pallone. bene. Questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Ciao. L'arbitro non è rigore, Dopo calcio di Napoli punizione Empoli dal non vuole limite. risultare. Opportunità da calcio Cannistra. piazzato, occhi ai saltatori. Perla. Qualcuno dei Chi è? nostri, Si mamma fa mia, trovare peccato. pronto. Ancora il rumeno. Molto bene il Bell'intervento rumeno oggi. difensivo. A Ottimo Picella. disimpegno, la spazza via. Cannistra prova una cosa che non serviva, ma Picella. Col suo pugilione, Ziccaro. Prova la giocata nello spazio. Era difficile sto passaggio Banega. di Chopin. Bella apertura. Pintus, Nasdaq. Oggi si è visto poco. Non trova spazio. Cannistra si specchia un po' in questo momento. Prova il filtrante. Prova a sfondare Occhio, centralmente. bravissimo. C'è fallo. Cosa? Rischia rigore. È un momento No, cruciale ma per dov'è entrambe le il squadre. fallo? Mamma mia che furto. Dai Charmi. Charmi! Il primo rigore parato dal Venezia sfiorato il e gol, del ma secondo che spreco. portiere Charmi. Che spreco. Grandissimo Potevano dare Charmi. una svolta alla partita. Scrivetelo Adesso in sarà chat a veramente Charmi. più difficile. Grandissima parata. Grandissimo Charmi. Grandissimo Charmi. Colpisce di testa. Mamma mia. Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Aveva fatto Per tutto me non era molto rigore, prima ha bene, preso la tiro palla. compreso. È stato Riguardatelo, davvero dopo ha preso sfortunato a l'uomo, prendere però il prima la palo. palla. Pintus. Allarga Veneziano, sulla fascia. bellissimo per il rumeno che forse è lunga, ma il rumeno corre con i polmoni. Ci mette Veneziano! la testa. Non ci credo. Attenzione alla respinta. Buona la conclusione. Bel tiro, tenuto basso, cosa che Grandissimo mette Charmi, quasi sempre in grandissimo difficoltà il Charmi. portiere. Sì, per il terzo anno perché ricordiamo provato che a ripetersi. prima c'è il È secondo. decisamente un e gran l'altra è quella talento, parata di riesce a Vito, che determinare sono da tre solo possibilità, Vito, l'esito ma di una partita. Quella ho paura che Vito possa vincere per il secondo anno di seguito best. Salvataggio, bellissimo il tiro di Veneziano. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Questo è un miracolo di Charmi. In Europa League poi in un momento così difficile. Banega. Alessandro ancora, Alessandro oggi sontuoso. Vuole Da la un po' che profondità. Alessandro sta giocando Lancia il bene, con compagno sulla sfiga di nello trovare un spazio. Beccarelli devastante. E Veneziano. Qua un po' egoista alcuna. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo, tutti a prendere un tè caldo. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. Grande Charmi, grandissimo Charmi. Primo Sono tempo che contento si anche chiude con un Charmi, punteggio di tutti 2-1. hanno un ruolo in questa squadra, non Ed c'è ecco che nessuno che comincia non la fa seconda niente. frazione di gara. Veneziano, anche Micro è sfortunato perché ha fatto una finale di Prova a stagione fare tutto da bellissima solo. con un gol pesante. Purtroppo per lui c'è un Ziccaro in questo momento di un'altra Prova il tiro. Cannistra prova una cosa impossibile. Ci è andato Cannistra molto si sta un po' vicino, esaltando, però non sappiamo ha che trovato la Cannistra è il porta. maestro. Molto ambizioso, forse troppo, diciamoci la verità. Era difficile battere il portiere da quella distanza. Non capisco Ema in E Europa. poteva segnare anche stavolta. È Ema in Europa evidente non che i vuole compagni si affidino sempre di più a lui. cerchiamo di Questo vincere, è però il non classico divaghiamo. uomo Dai, squadra. Veneziano ha promesso 3 gol, ne ha fatto 1. Ancora Agi che recupera, Agi fa tutto oggi, La recupera e butta in smista. mezzo. Non ho visto chi mi ha fatto Opportunità di l'assist, però, ripartire. eccolo. Prova la giocata nello spazio. Sidoti. Poteva essere un contropiede Bravo, interessante Sidoti. questo. Peccato. Gervasi. Ziccaro. Cannistra. Alessandro. Bella serie di passaggi. E Veneziano comunque intercetta non è ancora nel suo opportunamente, massimo visto che l'azione era splendore, pericolosa. Banega. Cerca spazio. Prova il filtrante. Attenzione, Si avvicina alla attenzione. porta. No! Muriel. Grandissimo Charmi. Che debutto in Europa di Charmi, raga. Ecco il Bode, ecco il Bode. Prova la giocata nello spazio. Autore del primo gol in Europa nella prima partita. Veneziano. Veneziano il rumeno. Attenzione al tiro. È proprio E hanno sfortunato sfiorato il come- gol. Ci è andato molto molto vicino. Un tiro ottimo. Incredibile, incredibile veramente. Il Bode sta giocando meglio del Cume in questo momento. Il Cume si è svegliato Muriel. finalmente dal torpore. Prova a verticalizzare.
Però il Bode, arma letale, ha fatto il primo gol in Europa, che è una cosa che rimarrà per sempre nella storia di questa squadra. Perché è così. Banega. E Cannistra il primo assist, Cannistra show comunque. Cerca spazio. Note Pintus, Beccarelli. Bell'intervento e l'arbitro dice che non è fallo. Attenzione a bordo campo. Mi sembra ci sia una sostituzione. Attenzione Alessandro. Ah, però... Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Sì, il Bode veramente, sì, grande Bode. Agi. Jesus Navas. Però, questo è falletto, però cosa di... Ah, bene. L'apprendista di Chopin. Trova un passaggio veramente difficile. Qualche cambio perché abbiamo tante coppe, siamo stanchi. Turno di riposo per Alessandro. Mettiamo Michelotto in coppa, speriamo bene. Ok, perfetto. Va bene. Ok. Dopo il secondo. Se ne va. Cerca il passaggio profondo. Occhio, che Vuole la miseria. profondità. Dai, fa fuori. Si riparte con un fallo laterale. C'è movimento lì a bordo campo e ecco il Bode. Cambio Il Bode pensa a giocare. Subito il Bode, perché lui chiaramente deve fare come George Best, no? Ha bisogno di soldi per trombare. Jesus Navas. Il Bode ha bisogno di soldi per tutti, in donne, alcol una caratteristica importante e macchine, questo è il Bode. Sì, assolutamente. Sappiamo, cercano di allargare il gioco per stanare la difesa avversaria, disunirla e creare attenzione, Cannistrave del Cume. E hanno ragione, perché miseria, per aveva quanto tu promesso sia 3 bravo, gol, non è solo facile uno. passare se ti ostini a voler sfondare al centro. Michelotto un pochino, sì. Dopo gli errori col Verona dell'anno scorso. Cannistra. E va attenzione Michelotto! Quando ci siamo Michelotto in Europa, mi facciamo le pipe in occasione. diretta, cazzo. Ai. Bode, pensiamo così. Attenzione al Cume, attenzione al Cume. Conclusione. Però sta giocando bene, come è Perso un tornato. pallone sanguinoso. Non come il solito, però è tornato. Per poco non pagavano con il gol. Faremo qualcosa, Bode. C'è mancato poco per trovare ancora il gol. È un giocatore che si rivela pericoloso ogni volta che tocca il pallone. Jesus Navas. Attenzione. Api. Prova un traversone dalla tre quarti. Veneziano prova a dare la Terence, vai Terence, effetto serra Terence. Non c'è nessuno in area, Veneziano, ma è proprio una cosa impensabile in 52 stati. Questa era un'ottima occasione per aumentare il vantaggio. Intervento strepitoso. Subire un gol ora avrebbe reso proviamo difficilissima la situazione. Che sarebbe un Non è solo andato ruolo, lontano dalla Beccarelli. rete. È l'incubo di ogni difesa. Non abbiamo Gli nessuno, avversari sono tentati di allora, marcarlo a uomo Dani e questo Alendrio. permette ai suoi compagni di sfruttare gli Lo spazi giriamo. che crea. Ok. E ok. Siamo stanchini però, Il Cume la recupera. Prova a scavalcare la Attenzione. difesa con il pallonetto. Michelotto. È riuscito a passare. Michelotto! Su assist del Cume. Maurizio Ora Michelotto. doppio vantaggio Maurizio Michelotto l'ha segnata in Europa. Michelotto Era proprio sul filo del fuorigioco, non ci ma è credo, vale riuscito per a i due gol. scattare oltre l'ultimo Non difensore ci con un credo. tempismo perfetto. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Michelotto. Ha segnato Michelotto in Europa su assist sublime di Veneziano. Michelotto. Gulliver. Ha segnato Gulliver. È arrivato il momento dell'ultimo cambio a Ha segnato disposizione della Gulliver. squadra. Ha segnato Gulliver. E ora ci sono 2 gol a Ha dividere le segnato squadre. Gulliver. Ha segnato Gulliver e la vinciamo. Questa in Europa non mi interessa. Segna Michelotto. Si è riscattato degli errori dell'anno scorso, scandaloso. Cerca di sfruttare Grande lo spazio Michelotto. sulla fascia. Adesso entra il Duca. Per il Cume non ci arriva, ma non mi interessa. Ha segnato Gulliver. Palla che esce. Ha segnato Gulliver. Ma scusate. Ha segnato Gulliver. Non ci credo. Ha segnato Gulliver in Europa.
Veneziano la recupera, il Siviglia non c'è più. Ha segnato un fallaccio sul Cume ancora, e ci incazza il Cume. Il Cume va a sfidare ancora la curva e fa silenzio. Giallo, è giallo. Oddio mio. Il Seviglia ha adesso 2 giocatori. Ciao Andrea Montanari, ciao, scusate, un attimo in ecstasy. Ha segnato Michelotto il Bode per il primo gol su punizione, nessuno ancora ha segnato quello che c'è più vicino, è Candistra e questa è proprio la sua posizione. Da qui può fare male. Ah, peccato. Veneziano ha segnato Gulliver. Ha segnato Gulliver. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Mi manca respiro. Il controllo non è stato impeccabile, per questo ha perso la palla. Non come quello delle Serie B, ma questo è pesante in Europa. Ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Ha segnato Gulliver. Ha segnato Gulliver. È davvero una bella serie di passaggi questa. Ha segnato Gulliver. Prova il filtrante. Ha segnato Prova la Gulliver. verticalizzazione. Apicella. Prima vittoria in Europa a Siviglia con la squadra più forte del girone. Recuperiamo i 2 punti persi scandalosamente. Prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Sì, le tira ancora il Bode. Michelotto esulta, cazzo. Dai Michelotto, hai fatto un gol fenomenale in Europa, cazzo. E grande anche Ciarbi che ci ha parato il rigore. Terence finisce 4-1. Finisce così. Non c'è incredibile vittoria. Hanno dimostrato grande maturità oggi. Non è facile ribaltare una partita che si mette male. Che rimonta, e Luca, chiude. Veneziano si risblocca. Questa è una vittoria che vale doppio. La capacità di recuperare lo svantaggio, ribaltare la partita, darà una grande iniezione. Oddio, no, vabbè, cioè, io lo so. Io ti ho anche detto, basta donare, che non meritavamo. Non so che dire. Apicella è veramente impazzito, cioè... veramente Api mi obblighi, cioè mi sento in dovere di dover fare delle cose anche nella realtà, cioè nel senso lo farei volentieri, però devo per forza fare un raduno perché cioè qua va al di là di essere semplici ragazzi che giocano insieme su YouTube, cioè, ci dobbiamo trovare, ci facciamo una mangiata a mie spese assolutamente, minimo. Quando volete organizziamo, spero in primavera, ma lo dobbiamo fare. Sì, adesso c'è il Benevento. Sì, ma ormai quella partner prendo 10 euro. Quindi. Grande Michelotto. Comunque ci sarà al 100% un raduno, cioè, ormai ho capito che... Cioè, ormai pare che il canale ormai... Cioè, faccio solo live su PES, quindi... Cioè, nel senso... È più vostro che mio. Ok, bella PCC, perfetto. Quando, guarda... Ci parliamo in chat e offri rinnovo. Beh sì, offri rinnovo del contratto. Direi anche di sì. Devo fare il rinnovo, facciamo un attimo adesso. Offri rinnovo. Offri rinnovo. Offri rinnovo. Offri rinnovo. Ah, giusto, ok. Offri rinnovo. Offri rinnovo. Offri rinnovo. Dove andiamo? Impazzito Michelotto. Michelotto, ho scelto Michelotto. Ho scelto Michelotto. Viene quasi da piangere perché se lo merita un uomo che non viene veramente dal nulla, ragazzi. Michelotto, cioè, ce l'ha spiegato il mitico Paul Heyman. Ce l'ha spiegato. È bellissima anche la spiegazione di Zincaro, ragazzi. Abbiamo capito chi è Zincaro adesso. Adesso abbiamo capito chi è Zincaro. Ma Michelotto è proprio una storia commovente. Michelotto è una storia commovente. Volete vedere? No, adesso vediamo. Non posso. Daniel, Andrew. Allora, i miei prestiti, ragazzi. Cioè, non è che posso farli vedere perché allora, lui, vediamo chi posso far vedere. No, scusate. Trainal, allora vediamo Locomotive. Aspetta, facciamo dopo, ragazzi, se no non mi sono in ordine. Siamo contro il Benevento, ragazzi. Veneziano.
ecco che lo sapevo. Veneziano rotto 9 settimane. Mamma mia, 2 mesi pieni. Quasi 3 mesi, cioè, contando il recupero dopo. Mamma mia, proprio adesso che non c'è Rocco. Cambia modulo. Ai ai ai, stagione, lo sapeva, l'avevamo detto, stagione disastrosa per il Cume, che si è tolto la soddisfazione di palla, ma adesso so cazzi, perché il Bode ha tutto il peso lui. Porca, proprio quest'anno, Dio Cristo, proprio quest'anno. Ai ai ai, adesso è pesante, ragazzi, adesso sì che è pesante. Rocco non possiamo assolutamente metterlo perché è appena in prestito. L'unica è richiamare Beric. Questo è pesante, ragazzi, non me l'aspettavo. La sfortuna ha colpito Veneziano dopo i 32 gol dell'anno scorso. Ai ai ai, questo è pesante anche per la squadra, raga. Sì, infatti il Bode unica punta fa fatica, quello è il problema. Allora, Sidoti è morto e mettiamo Alerek. Pintus quest'anno è meno in forma, però fatalità. Eyman. Adesso proviamo la coppia Eyman, Guy e Cannistà. Proviamo 2 trequartisti così. Bencarelli show. Michelotto chiaramente devo dargli fiducia, ha fatto un gol incredibile, ma tanto Bezincaro sa che è nei nostri pensieri. Però Pintus non posso toglierlo, anche Charmi assolutamente. Ok, dai che stanno riprendendo adesso, per sarà dura perché il Bode non è punta unica, lo sappiamo. Vai. Sì, il Cume rotto, anche 3 mesi con recupero. Incredibile, 32 gol l'anno scorso. Benvenuti a tutti i Veneziano che chiude i battenti nella prima parte di stagione. Siamo quasi, fra poco inizierà la partita. Il Venezia. Adesso bisogna vedere perché un saluto da Fabio Caressa. Non abbiamo attaccanti, c'è Bode, è una seconda punta. Ci sarà Luca Marchegiani. Ciao Fabio, Vabbè. sono contento di essere Bode. qui con te oggi. Veramente non vorrei essere da da nelle tue nessun'altra mani adesso parte. come attaccante, oddio, nei tuoi piedi. Può cercare Proprio il taglio in mezzo. quest'anno che l'ho rischiata. Pallone verso l'area di rigore, ma nessuno è riuscito ad arrivare. Raman Cipsa con il lancio in avanti. Sì, il Bode la tensione a 1000, tutto veramente rivolto a lui adesso, Terence. Il Bode è una chance anche importante per la nazionale. Bode subito. E c'è la rete! E il Bode subito segna. Ah, che bella scena, va dal Cume in stampelle, guarda che bello. Il Bode va dal Cume in stampelle e lo abbraccia. E lui li ha puniti. Bella scena del Bode. E intanto segna subito, bella scena. Il Cume fa sì col pollice su, ma sapeva che il Bode non tradisce. E passano in vantaggio, sono partiti fortissimo. Vediamo la nazionale. Il Cume purtroppo va in nazionale. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Il Bode è ancora scatenato. Il Bode ha cominciato bene la stagione, la sta proseguendo ancora meglio. Bencarelli sulla fascia. Sulla fascia, Pintus. è libero. Prova il cross. Mamma, si segnava Eyman. E la difesa sventa il pericolo. Michelotto, attenzione, Nessuno striscione della curva per Michelotto. Michelotto hai regalato un sogno. A volte si può partire dal nulla e arrivare alle stelle. Grandissimo stile. Anche uno per Veneziano, riprenditi presto campione. Passaggio sulla destra. Lei tifosi sono tutti per Prova con il tocco basso. Bellissima la nostra tifoseria. Non si può dire certo che questo fosse un cross da manuale, anzi tutt'altro. Bellissimi striscioni. Qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Bellissimi striscioni per Michelotto e Veneziano. A volte puoi partire dal niente e toccare le stelle. Effettua il lancio sulla Questo è Michelotto, ragazzi. Raman Cipsa cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. La giocata troppo se corta. Un attaccante, sì. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente Può dare la tutto. conclusione. Qua Prova a il Picella, filtrante. subito il presidente fa capire che non ce n'è. Dobbiamo dimenticare la sconfitta di Empoli con 5-0 che è pesante. Picella a rigore. È un grande riflesso qui. Quasi sono stati fortunati. Eyman cerca spazio. Il Bode. Bella azione sulla corsia di sinistra. Bella rete di Dai passaggi. ragazzuoli.
Bell'anticipo, pericolo sventato. Bravissimo Gervasio, ancora Gervasi. C'è la palla lunga in avanti. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Perfetto. Pallone lungo, ma la precisione lascia davvero a desiderare. No, Rocco possiamo chiamare un po' perché fa un anno di prestito, ha non può subito spesso gol richiamarlo. nella fase centrale del primo tempo ultimamente. Il Bode Oggi comunque ci però sta mettendo sembra una poter grinta, resistere. cazzo, solo che dopo come cazzo lo teniamo a riposo. Deve Appoggia mettere un il pallone attaccante, largo con eleganza. come fare un attaccante a uno che non è di E ruolo. passa, palla in profondità sulla fascia. Spazio sulla fascia, evita l'intervento dell'avversario, pallone basso in aria. Attenzione Ciciretti, il Cici. Pallone dentro. Ci prova di testa. Non ci credo, E supera no. il portiere. Insacca. Un Gol di gol Alessandro, molto no. importante. Brutto errore qua della E difesa. raggiungono il pareggio, si ricomincia da capo. Si è avventato sul pallone, l'ha messo dentro. Grande fiuto del gol in questa azione, ma che errore la difesa. Porca Si miseria, ricomincia che da una gol, situazione vedi di che ci parità. gasiamo. Sono di nuovo in parità. Sarà interessante vedere se manterranno lo slancio che li ha Terence, portati al effetto gol. Serra. Musica e magia Eman. Cannistra. Bellissimo tiro di Cannistra. Beccarelli. Cross verso il centro. Attenzione Eman! No, palo di Impulso in Eman. linea, portiere battuto. Oh, palo di Un Eman. buon Siamo tentativo, tutto sfortunatissimi sommato, quest'anno. anche se non è andato a buon fine. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale e grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa No, doveva Benevento fare è di arrivato più, dalla non si può Serie lasciare B, crossare era in con B tanta intanto. facilità. Che palo Cerca di di Eman. sfruttare lo spazio sulla Beccarelli. fascia. La cross in mezzo. Mette fuori il pallone. Terence. Cannistra. Prova a Cannistrave del passare la Bode. difesa scavalcandola col pallone profondo. Ottimo disimpegno, Pintus. fondamentale. Grande Beccarelli. movimento nello spazio. Il Bode! Il Bode! tirare. Non ci credo, miracolo sul Bode. No, ci voglio. E alla No. fine si salvano grazie a questo clamoroso errore degli avversari. Ma Bodi non si ho ben incazza. capito cosa sia successo. Sembra che abbia sbagliato il controllo mettendo la palla fuori. Era un'ottima occasione. Francone, Agli ci avversari pensavo, di però non sicuro pensavo non di dispiace che sia sfumata così. Attaccante, vediamo Francone, vediamo. Prova a verticalizzare. Incredibile. Parata sul Bode magistrale. E intercetta Api, bravo Api. opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Pallone alto nello spazio. Eman, È 1-1. stato un bel primo tempo. C'è un perfetto equilibrio. Il Entrambe le Bode non squadre ha hanno realizzato commentato una un rete miracolo che gli hanno fatto, incredibile. E Il palo quindi, di Eman alla che fine non ho del visto Eman primo un po' tempo siamo incazzato. sull'1-1. Sì, Eman può Il farlo, Benevento però è dà tanto il calcio piccolo. d'inizio del secondo Cioè, deve tempo. fare la punta unica, deve cambiare modulo, come cazzo lo cambiamo? Decide di allargare il gioco. Il Bode è stanco. Punta unica, meglio mettere uno grosso a questo punto piuttosto metto il rumeno. Metto il Bel rumeno, passaggio si di palla. ritorno. Bravo Michelotti. Però se non vinciamo Prova col la Benevento in giocata nello casa, spazio. mi girano i coglioni. Attenzione, la palla rimane in campo e il Bode Benevento ci crede. arriva a questa partita dopo un risultato positivo, frutto della grande intelligenza tattica del proprio allenatore. Beh, di sicuro non ha avuto paura di osare, di Pintus. correre rischi. E ha fatto Michelotto. benissimo perché alla fine le sue scelte sono state Cannistra. determinanti. E l'arbitro assegna un calcio di punizione interessante. Adesso vediamo a questo punto possiamo provare che Eman è sì, un falso 9, per carità. Vediamo. Palla in profondità per sulla Terence. fascia. Si libera Terence la la grande. bamba. Il Bode, Ecco gol! il tiro. No! Gran palo. Autogol. Davvero Meno male, sfortunato. che sfiga però il Bode. Autogol del Così portiere. è comunque regalato. Dai, provate a segnare. Ciao Miguel Luzzi. È andata bene ragazzi, però che sono sfiga il riusciti ad Bode, un andare in tiro al volo gol. perfetto di sinistro. La mette sulla fascia. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Arelec, Prova il stanno bene filtrante. adesso Arelec. Ecco il Va il Bode, filtrante. madonna il Bode non fa Spazio ripiangere il sulla cume. fascia. Ed è una bella Se notizia ne va. questa. Il Lascia in Bode! aria. Gioca una palla lunga. Come si è visto che era Palla partito lunga a cercare il sfortunato compagno in sta avanti. stagione. Dopo una stagione a dir poco disarmante. Vince il con duello 32 fisico fatti. e fa su il pallone. Epico Cume. Gervasi, scusate. Eman! Attenzione al tiro. Bel pallone in profondità, ma non è stato Cannistra sfruttato per al Eman, meglio. peccato. I palloni in profondità sono difficili da leggere per questa difesa, ma non possono concedere così Dottor tanto agli Pulcio, si è avversari. perso il partita precedente in Europa League, gol di Michelotto.
cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Come il Bode ha insegnato non ha avuto qualche fortuna numero con di il suo passaggio suggerimento in profondità. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Quindi sta usando a modo suo, per un attaccante a modo suo il Bode. È una prima punta abbastanza tipica, per non dire troppo. Canistra anche, ma canistra ragazzi però. Contrasto irregolare e dunque calcio di punizione. Michelotto vede Canistra la perde, qualche cambio per far rifiatare tutti. Terence è stanco, entra il Duca, che il Bode anche non ha nella stamina la sua arma di seduzione. Proprio la cosa peggiore da capitare è capitata. Dobbiamo preservare il Bode e mettiamo Gigi palla, e a sto punto proviamo così. 71. È il migliore. Dopo dovremo vedere Alexandru. No, non posso fare più i cambi. Ah sì, l'ho già fatti. Vabbè, vediamo la prossima partita, però. Vediamo Eyman così. Effettua un cross dalla tre quarti. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Vediamo se dopo Alexandru che parametro ha là. Lungo passaggio in avanti. Eyman. Il Bode deve riposarsi, non possiamo far giocare tutte le partite al 90 minuti, se no ci mette il fisico crepa in campo e conquista il pallone. Cazzo, cioè, non possiamo. Cerca il passaggio profondo. Alerek no! Mamma mia, bravo Alerek. No, però così piano. Bravo Terence. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Bravo Charlie, dai che Charlie, il portiere sfortunato, sta ritagliando uno spazio importante. Alerek cerca spazio. Palla, Eyman. Ottimo intervento, ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Ciao Francesco Borgia, ti voglio bene. Gigi palla, Alerek palla. Ramanchip subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Prova a fare tutto da solo. Si libera la grande, vuole la profondità. Vai Duca, è stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Sfortunatissimo Prova il la Duca, giocata nello spazio. ma c'è Gervasi, Rodolfo Valentino. Tangola, sbaglia, recupera Alerek. E passa. Il soprannome di Alerek è The Crash, per quello che fa su Formula 1. Il gioco sembra essere una caratteristica importante della loro manovra. Sì, assolutamente. Cercano di allargare il gioco per stanare la difesa avversaria, disunirla e creare gli spazi in mezzo. Palla, madonna, e hanno ragione, perché per quanto tu sia bravo, non è facile passare se ti ostini a voler andare al centro. Che fa un errore che non deve fare. Ramanchip cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. Lo spazio per il passaggio l'ha visto, giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Mincarelli. Comunque 2-1 praticamente doppietta del Bode, anche sul gol non solo il triplice fischio dell'arbitro. Bravo Bode, cazzo, Apicella. Prova il filtrante. No, è ancora Gervasi, sta giocando un calcio spettacolare Gervasi. Passaggio in avanti. Eyman. Vuole la profondità. Bravissimo Eyman che la dà a Mincarelli. Mincarelli si invola. Mincarelli sta giocando tutte. Si libera la grande. Attenzione Mincarelli, palla! Tiro. Grande opportunità. Grande Duca, ma stava segnando palla, non ci ha mostrato una gran classe, un'autentica parata di fare palla, questa. non si sblocca. Ecco che provano dall'altra parte. La butta in mezzo. Mamma mia, palla. Ed ecco l'ultima sostituzione a disposizione del mister. Il Benevento decide per una doppia sostituzione. Daniel Andrew. Cazzo, palla. Sarà rimessa laterale anche in questa occasione. Palla per poco. Qua dai, il Duca prova una cosa impossibile. Gervasi. Prova la giocata nello Gervasi spazio. vede benissimo. Eyman può cercare il taglio in mezzo. Eyman. Un curioso cucciolo di nome Eyman. Daniel Andrew, Canistra. Cross respinto. Gigi palla. Michelotto. Va a concludere. Bel tiro di Michelotto. Ha provato a tirare subito, ma non ha trovato la rete. Peccato Gigi palla. Finisce 2-1, buona vittoria. Non un gran calcio, ma il Bode appena un gol di differenza regala la vittoria squadre. con 2 reti. Ma alla fine c'è una rete e l'altro risultato meritato. Oggi i tifosi non sono certo rimasti delusi.
contrasti decisi, giocate di classe, una partita che valeva tutti i soldi del Boh, biglietto. 2-1 ragazzi, Boh, 2-1, Boda MVP anche chiaramente. Vediamo la classifica, ci vede quarti a 11 punti a meno 3 della Juve, si fa pesante il distacco accumulato dal Cagliari. Sì, pensierino fondamentale, cazzo. Sì, pensierino. Punticini fondamentali. Italia-Argentina, andiamo in vacanza. Team Cazzo, no. Ragazzi, adesso chiedo al presidente se posso il primo turno, almeno la prima partita, andare in vacanza, perché i primi turni di Team Cazzo mi stanno sui maroni. Vediamo l'amichevole. Perdiamo 1-0 prima sconfitta, ma noi giochiamo solo le partite ufficiali. Adesso chiedo ad Api la possibilità di vediamo se deve decidere Api, che è lui il presidente. Ok, perfetto, grazie Api. Ah, non ho letto le robe, non ho letto. 0-0 con l'Inghilterra. Venezia, Verona in Team Caz. Ok. Dai, veneziana. No, no, no. Mamma mia. Accetta il Bode. Questi hanno rifiutato. Il rumeno c'è. Sidoti c'è. Questa è la parte in assoluto più pallosa. Ok. Michelotto accetta. Aleric accetta. Ok. Ok, vediamo un po' cosa avevo scritto. Sì, Api, concordo. Sì, in prestito Barocco. Ok, allora Team Caz. Vinciamo 1-0. Ragazzi, io la rischio. Almeno per il primo turno, perché non ho proprio... Cioè, il primo turno di Coppa Italia lo odio. Il presidente, se il presidente mi dà la possibilità, madonna, con Coppa Italia e poi Europa, madonna, che casino. Vediamo se Apicella mi confida anche di giocare, di fare il primo turno, dopo ce lo giochiamo noi. Allora. Ma perché? Non vivendo. Ok, scusate un attimo ragazzi, sto rompendo i coglioni a fare ste robe. Ok. Ok, Apicella dal via libera. Vediamo se riusciamo per la prima volta a passare in Team Caz. E passiamo 4-0, perfetto, molto molto bene. Le prossime ce le giochiamo. Siamo passati in Team Caz. Buono, adesso andiamo avanti. Europa League contro il Lipsia. Ok.
Ma con i rinnovi perdiamo 2 ore, cacchio. Io direi di fare questa e quella di campionato e poi chiudiamo per oggi. Veneziano accetta. No. Ma perché? Oh, non capisco. Ok. Ok. Vai. Adesso vediamo la squadra come è messa. Sì, mi dà fastidio però. Ora il Bode ancora c'è Alessandro, iper fuori forma. Vediamo Cannistra ed Eyman, finalmente Eyman c'è. Mincarelli ha finito il suo momento d'oro. Devo far riposare un po' di gente, ragazzi. So che è la Coppa, ma non è che possiamo. Ok, andiamo. Ok, Api. Un caloroso benvenuto. Grande Darkstar. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. La partita di oggi è tra Lipsia e Venezia. È tutto pronto e prontissimi siamo anche noi. Luca Marchegiani e Fabio Caressa per questa telecronaca. Ciao Fabio, ciao a tutti. Ok. Andiamo, ragazzi. Notte Alessandro. Notte caro, ci vediamo, ci sentiamo per la prossima. Bode subito. Cerca la gran conclusione. Mamma mia, se no tiro il Bode, ciao. Dai ragazzuoli. Bella palla, ad allargare il gioco. Dai figli, Mincarelli, bisogna far bene contro l'Ipsia, squadra non facilissima, però qui comunque insomma le potenzialità, se ha vinto qua si vede di vincere contro di loro. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. E qui forse meritava un giallo, il richiamo per adesso è solamente verbale. E c'è già un calcio di punizione in posizione pericolosa. Va di testa! Cannistra per ci è andato molto vicino, però non ha trovato la porta. Sì, lo so che non è scarso, c'è conclusione fuori di un soffio, peccato per lui, il tentativo era ottimo. Sì, i comendiani ci sono sempre. Si sono resi pericolosi già 2 volte nel primo tempo, vogliono vincere questa partita e si vede. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Dai ragazzuoli, dai. Decide di sfruttare la fascia. L'importante è vincere anche questa per blindare comunque una possibile qualificazione, che se non è sicura. Già, Cannistra. Prova la giocata nello spazio. Mincarelli. Si ricomincia dal portiere. Lancio lungo del portiere. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Raga, penso di fare questa ultima perché sono anche stanchino domani, che è una giornata durissima. Ci sia fuori gioco, sia così. Un test sulla leadership che dura passaggio di prima fantastico. Con domande aperte. Peccato ci fosse fuori gioco. Di domande, non la vado a piangere, sono anche influenzato, guarda, siamo perdi. Quindi facciamo l'ultima, poi mi butto a nana subito. Michelotto. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Prova il filtrante. Occhio. La butta in mezzo. Vai Bode, il Bode è un po' solo. Deve fare veramente 2 mesi da paura il Bode. Mincarelli. Per il Bode. Se ne va. Bravo Bode. Ripoco. Tiro davvero da dimenticare. La difesa sembrava imbambolata. Non sono riusciti a controllarlo per niente.
Peccato. E cerca spazio. Terence, grande movimento nello spazio. Intervento al limite. Non mi è sembrato regolare. Occhio. Dunque rimessa laterale. Prova il filtrante. Occhio ragazzuoli. Si libera la grande. Bravissimo. Capi. Prova a verticalizzare. Una botta di sonno, figlio. Decidono di giocarla all'indietro. Grazie raga, grazie. Canistra. Prova la giocata nello spazio. Il Bode, bravissimo Bode per Mencarelli. Vai Menca, vai Geometra. Crossa il pallone Bel cross, Terence. Prova di testa. Fuori di poco. Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale e grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più, non si può lasciare crossare con tanta facilità. C'è la palla lunga in avanti. In verità un pareggio a Lipsia non lo butto via dopo la vittoria a Siviglia, però vai Bode, palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Va bene lo stesso. Ah, ma che palle. Stiamo ancora aspettando il gol che sbloccherebbe questa partita. È partita molto combattuta. Lungo passaggio in avanti. Punto di vista. Buona la sua iniziativa sulla povero destra. Bode, cerca l'aiuto dei compagni. Straordinari. Riceve il passaggio, cerca la profondità Mencarelli. sulla fascia. Cross Gli allontanato, attaccanti niente servono di fatto. comunque, mai più sto errore. Cerca lo spunto. Heyman. Canistra, partita bloccatissima. Michelotto. Prova il filtrante. Qua Mencarelli forse pretende troppo, ma la recupera il Bode che però la riperdiamo. La recupera Canistra. Il Occasione Bode. da rete. Fuori di poco. Buona la conclusione. Ha fatto bene a tirare rasoterra, per il portiere sarebbe stato difficile arrivarci. Non è andato lontano dalla rete. Vederlo giocare è davvero un piacere per gli occhi, un talento puro. È un talento puro. Vuole la profondità. Ha spazio sulla fascia. Joystick si disconnette, Dio E madonna. prova il cross a tagliare. Bravo Terence, grande recupero difensivo. Michelotto. Canistra la Cerca il perde. tiro da fuori. La Picella, bravissimo. Abbiamo E arriva tempo il fischio 0-0 finale non di male, questa dai. prima frazione di gioco. 0-0 dunque alla fine di questo primo tempo. Speriamo che il secondo ci offra qualcosa di più, francamente. Seconda frazione, che brutto vedere il veneziano là però. Porca. Heyman. Ed ecco che comincia la seconda frazione di gara. Il Bode la dà ad Alerek. Finora siamo ancora in parità, senza gol. Vediamo se la situazione si sblocca nella Il ripresa. Bode. Alerek. Palla larga in profondità. Ah. Nessuno dei compagni poteva arrivarci. Tranquillo Terence, tranquillo. Ultima partita questa. Con questa serie così lunga di passaggi possono correre dei rischi. Cerca spazio. Attenzione a Pulsen, Api c'era in ritardo, Api in ritardo. Occhio alla conclusione. Attenzione alla respinta. Mamma mia, qualcuno Prova ci a ama. verticalizzare. Qualcuno ci ama. Prova la giocata nello Attenzione spazio. il Boa. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Prova il filtrante. Lancia il fortissimo, compagno in Polsen. Occasione. Ancora Palla Mito grande. allontanata senza troppi complimenti. C'è la palla lunga in avanti. Bravissimo Emo per Canistra. Il Bode fa fatica, Queste situazioni in cui c'è vuole superiorità giocare solo numerica lui. vanno sfruttate decisamente Tocco meglio. morbido. Riceve un pallone Mito. interessante. Cosa ha fatto Mito? Segnaliamola ad Alexandro. Altra chance. Mamma Incredibile mia, ci traversa. stanno massacrando. Prova a scavalcare la difesa Ci con stanno il pallonetto. massacrando. Vedo un movimento a bordo campo. Ci stanno Sì, massacrando. ci sarà dunque un cambio fra qualche istante. Mamma mia ragazzi, stiamo zitti, ci stanno tutto bene. Il Leipzig Pintus. non sta facendo un pressing Mencarelli. asfissiante. Cercano di mantenere le distanze, Vado Fabio, ancora con Pintus, prudenza, Nasdaq. perché sanno che gli Nasdaq avversari la perde. puntano molto sugli inserimenti in velocità e i movimenti senza palla.
Basta un movimento o un passaggio riuscito e sono in porta. Devono fare attenzione a non sbilanciarsi. Bravissimo. Api che però poi fa una cosa incomprensibile ai 92 stati. Prova il cross. Arriva sulla palla, interrompe l'azione. Sembra aver raggiunto ormai la maturità. Sì, ultimamente sta giocando davvero bene. Il bello, sai qual è? È che le sue prestazioni migliorano partita dopo partita. Evidentemente ha preso anche lui. Contrasto irregolare e dunque calcio di punizione. Proviamo una pazzia. Siamo distrutti, raga, siamo distrutti. (0-0), non manca il tempo però per sbloccare il risultato. Vai Pintus. Vai Giangross. Canistra. Keita. Michelotto, brutto bravo. intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Provano a ripartire da dietro. Keita. Grandissimo Api qua. È lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene. Il modo è morto. Proprio quest'anno doveva rompersi, vaffanculo come. Il Lipsia ha un'impostazione di gioco ben precisa che cerca di sfruttare al massimo le fasce laterali. Eh sì, in effetti tentano spesso di sfondare sugli esterni. Esatto, hai ragione, e cercano di sfruttare tutta l'ampiezza del campo per disunire la difesa avversaria e per creare pericoli partendo dalle fasce. Bravissimo, mandai la beffa. Stanno meritando una bella beffa, Bode. Ci mette una pezza. Non ci credo. C'erano diversi compagni pronti là davanti, il cross però è stato impreciso. Palo di Pintus. Ottiene un buon calcio di punizione. L'arbitro gli si avvicina. Può starci il cartellino che infatti arriva. Giallo. Entra Gigi, vediamo se si sblocca. Lasso che è venuto qua per spaccare tutto. Tango e invece finora ha fatto un solo disastro, un solo assist alla prima partita della Serie B. Ottima progressione, palla al piede. Eyman vede Terence, mancano 8 minuti. Può cercare Terence in mezzo. Terence, Eyman di testa non può fare niente, dai, però chiede scusa ai compagni. Questa palla Terence la recupera, che gestita nel migliore dei modi. Il Duca sbaglia il passaggio, per entrato mi fa sti errori Duca. Allarga sulla fascia. Bravissimo, no! E passa! Non prendiamo il punto, va bene. Alipsia. Terence. 2 minuti, Alerek. Questi sono gli ultimi minuti di gioco. Non devono palla. sprecare tempo in questo possesso palla. Gigione la perde subito. Gigione. La canistra la recupera però anche subito. E Mangai è morto. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Keita. Questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Va bene il pareggio. Grande Benito. Il Venezia ha adesso 2 giocatori ammoniti in questa gara. Finisce qua, va benissimo. Siamo L'arbitro dice che in può Europa, bastare 5 fischia alla punti. fine della gara. In Ottima 3 prestazione partite, da parte male. delle due difese, finita 0-0, campagna europea poche del opportunità Venezia. per gli attaccanti. Quando una gara finisce senza Raga, vincitori, lascia sempre un po' di amaro in bocca all'una o all'altra squadra, a volte anche a tutte e due. Io credo che oggi i giocatori in campo non si possono... Senza il Cume si segna di meno comunque. Vediamo la classifica. Vede Venezia addirittura solo al comando. Bella notizia dopo 3 partite. Bella notizia. Siamo spompi, sì. Squadra più lunga. Ci saranno meno. La prossima è contro il Napoli. Mamma mia. Sì. Veneziano, il Bristol City. Sono anche rotti. Raga, salvo perché sono veramente un uomo cotto. Raga, io ringrazio tutti dal primo all'ultimo. Veramente non voglio far nomi, proprio perché non voglio dimenticarmi nessuno. Siete grandi. Probabilmente questo canale diventerà lo Zoccolo Duro Channel, perché siamo bellissimi, cazzo. Siamo bellissimi. Girone tiratissimo, sì, presidente. Presidente, la ringrazio tutti quanti. Un saluto dal Comandante veneziano.
speriamo di recuperare presto il Cume perché la squadra è in difficoltà comunque senza l'asso italiano del Venezia. E niente, non so che altro dire, siete veramente tutti dei fenomeni dal primo all'ultimo. Cioè, qualcuno mi ha chiesto perché ho levato gli iscritti, li ho tolti perché vanno sempre a ribasso, mi sono rotti i coglioni sinceramente, ma il nostro canale ormai è cambiato, non è più un canale YouTube, ma è una community di gioco, nel senso dove ci siamo tutti noi che giochiamo. E che presto ci facciamo anche un raduno, raga, assolutamente. Cioè, lo facciamo a Venezia, ci mangiamo una pizza a spese del Cume minimo. Cioè, è veramente il minimo sindacale, quindi non faccio niente di che. Però mi sembra quantomeno doveroso, ecco. Raga, un saluto dal Cume, un abbraccio, buonanotte. Viva tutti. Ciao ragazzi. Ma Paul Heyman è un uomo bello o la bellezza bada Heyman?